questo è l'originale vecchio, il muro vecchio, questo invece l'abbiamo restaurato noi. Passiamo alla strada più recente, diciamo così, la strada provinciale 34 che passa qui sopra, e questo ponte tombolotto qui è stato realizzato nel Lombardo-Veneto, quindi è un'altra operazione, quindi gli austriaci erano qua anche nel periodo dopo la Serenissima, voglio dire che questa è una realizzazione degli austriaci che erano già qua, quindi gli austriaci conoscevano già il nostro territorio, erano arrivati qua precedentemente. Quindi adesso passiamo dentro qua, questo è praticamente un altro luglio, ne abbiamo trovati diversi, no? E questa parte qui veniva usata, mimetizzata con tesi, con rami di alberi eccetera, per immagazzinare barche e materiale bellico. Quindi ecco perché nella battaglia del solstizio hanno fatto breccia per qualche tratto del Montello di invadere, perché da qui hanno tirato fuori nel momento giusto della battaglia l'arsenale bellico. Noi arriveremo più avanti dopo nell'ospedale, quindi i primi feriti che venivano appunto dilaniati qui venivano portati dentro nell'ospedale in una zona protetta, però pensate a persone a brandelli e quant'altro. Lì ho un buon ricordo di essere venuto nel periodo della guerra dentro in questa galleria, assieme al mio papà e un fratello. Siamo scappati dai campi e siamo finiti qui a rifugiarsi. Non era aperta tutta come adesso, era appena un buco come una galleria. E siamo stati seduti qui, in questi letti. Poi è arrivato un altro che abitava qui a Villa Iapur, anche lui scappato perché mitragliavano. Quando siamo ritornati a casa, per il campo si trovava solo bozzoli dell'aereo che avevano mitragliato i camion che passavano. Quindi mi ricordavo bene di questa galleria, che era stato da piccolo. Non si vedeva niente e li siamo messi a scavare con Pisos e altri. Abbiamo lavorato, quando abbiamo fatto un buon lavoro sembrava finita, invece è venuto giù ancora un'altra frana e ha chiuso tutto. Così il lavoro ha continuato finché siamo riusciti a portare alla luce. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Direte, ma la Mirella come apre il martedì? Ieri elezioni, numeri, potere. Noi vediamo solo potere. Ambite le poltrone, per arrivarci ci vogliono dei numeri colossali in Europa, però si trovano, basta essere nelle cerchie giuste.
Anche noi abbiamo la preferenza, è vero, ma i nomi sono là, cioè qui non è che te possa spaziare chissà dove. Però l'importante è arrivare al potere e questo spaventa perché avete sentito cosa è successo in Francia, avete visto questo Salvi Perin che sta spiegando la Grande Guerra, che tanti non la conoscono, perché se va avanti così noi ritorneremo su quei buchi là, su quelle montagne là a nasconderci, sperare che ci vada bene, perché il potere, ecco, acceca l'uomo, l'odio. Il problema è che stanno mettendo anche noi uno contro l'altro, specialmente le fragilità, la povertà. Io dico sempre, pensate a quei poveri ragazzi, persone che non riescono neppure a scappare perché hanno delle fragilità o sono invalidi o hanno dei problemi grandi. Eppure noi vediamo sempre che muore la gente, la povera gente. I capi, i grandi capi non ci sono mai, sono tutte da un'altra parte. Allora io mi domando fin dove arriverà l'uomo per autodistruggersi. Ne parleremo questa mattina col professor Claudio Previatello, docente di economia agraria all'Istituto Bellini di Trecenta. Grazie professor Previatello di essere con noi. E saluto anche da Padova Bruno Mori, presidente Veneto Futuro Agricoltura, un'associazione agricola. Grazie anche a lei, presidente Mori, di essere qui. Mi sente? Tutto a posto? Sì, buongiorno. Buongiorno Presidente. Allora inizierei proprio dal professor Previatello. Allora, in base a quello che ho detto, professore, questi giovani che avrebbero bisogno di esempi positivi, che avrebbero bisogno delle linee di condotta e di un'etica veramente importante, vedono questi esempi e sono proprio esempi devastanti a mio avviso per loro. Cosa dice professor Previatello? Purtroppo oggi l'influenza che hanno i media, i mass media, poi i generalisti, non parliamone, come plasmano le menti dei ragazzi, occupano tra l'altro la maggior parte del tempo di questi giovani che non escono più, non sono più in grado di socializzare tra loro e si rintanano nel telefono oppure nella televisione. È una cosa che si dice sempre, si sa, si conosce, ma si fa fatica ad ostacolare. Il problema alla base di questo è che molto probabilmente l'uomo di oggi ha insito un bisogno di odiare per certi aspetti, perché è come quando si ha una vita troppo frenetica e si è troppo sobillati da mille cose, tra l'altro anche parecchie inutili, perché poi se andiamo a vedere quali sono i valori veri della vita sarebbero quelli di volersi bene, di essere persone oneste e di fare in modo di non pestarsi i piedi l'uno con l'altro. Ma quando queste cose vengono messe in seconda parte perché davanti si ha davanti l'oblio del consumismo, dell'avere, del prevaricare, ecco che allora da lì nasce l'odio, un odio smisurato, cieco e che purtroppo poi fa prestissimo a contagiare anche i più giovani. Noi come esseri umani siamo purtroppo molto insiti alla debolezza e l'odio è una debolezza, quando invece oggi sembra che l'odio sia quasi una virtù, perché chi prevarica vale la legge del più forte, vale la legge di quello che può mostrare di essere più forte dell'altro, quando invece le vere persone forti sono quelle che traggono anche il piacere dall'aiutare gli altri, dall'essere parte di un gruppo, cosa che invece oggi non esiste più perché prevalgono gli individualismi. E da qua purtroppo i giovani hanno un esempio che poi fanno sfociare in che cosa? Una chiusura, una non capacità di riuscire anche a parlare con queste persone più grandi, perché sembriamo quasi degli alieni nei loro confronti, quando invece non capiamo che per parlare con un giovane basta semplicemente avvicinarsi. È che abbiamo troppe cose da fare e questo non è nascondersi dietro un dito, questo è colpa della società che anche la mia generazione ha costruito, una società che è cresciuta 25 anni fa, quando io ero molto più giovane di oggi, avevo 15 anni e pensavamo di spaccare il mondo e che tutti potessimo diventare chissà che cosa, ma ti accorgi solo oggi che invece ciò che sarebbe bello diventare sarebbe semplicemente delle brave persone, persone oneste con dei valori, non conta più il conto in banca. E questa la vera rivoluzione mentale che servirebbe. Non è il conto in banca ad incidere. Quando hai quello che ti serve per essere una persona onesta, diventa qualcosa di superfluo, perché
La vera ricchezza è quello che tu costruisci attorno a te, con le altre persone. Professor Previatello, lei parla con i ragazzi. Cosa dicono questi ragazzi? Quelli che riescono ad aprirsi perché sono chiusi a riccio, fai fatica a entrare, però quelli che si aprono poi sono delle fontane, anzi sono oceani, non finiscono più. Cosa dicono questi ragazzi, quelli che parlano, anche di queste situazioni che vediamo e conoscono la storia, queste montagne che parlano? Noi abbiamo veramente una storia enorme, il Piave mormorò non passa lo straniero, lo conoscono i ragazzi queste storie? Difficilmente, e le spiego anche un motivo. Anche la scuola è stata falsata, a mio avviso. La storia viene raccontata sempre con la solita tiritera, ma mai mettendo all'interno delle cose che si spiegano quelle parti umane che farebbero ragionare i ragazzi. Ma per fare questo serve che un insegnante sia libero di poter insegnare e non incastonato all'interno di un percorso, di una guida che deve per forza fare entro fine anno. E è vero che ti dicono c'è la libertà di insegnamento, sì, di quanto? Parliamone. Sono poche ore, poi per il resto devi dimostrare di avere fatto, e poi c'è la carta di questo, e poi c'è la carta di quello. Cosa succede? Che la maggior parte delle persone, oberata dalla burocrazia, e voi dovreste vedere quanta burocrazia c'è dietro un insegnante, a stento si prepara alle lezioni, e vi posso dire la verità che ad un certo punto tanti che cosa fanno? Dicono più di così non riesco a fare. Purtroppo manca una cosa importante dell'insegnamento che si faceva una volta, è l'umanità e il rapporto con i ragazzi, e bisogna cercare di stringere i denti e ricrearla, perché solo così allora i ragazzi si aprono, ragionano e incominciano a fare una cosa che oggi non fanno più, ragionare con la loro testa, perché il segreto, a mio avviso, poi è un mio modesto parere, ma il segreto per crescere nella vita è riuscire a ragionare con la propria testa, avere un'opinione critica riguardo a tutto. Chi non ha questo diventerà conformato e preda di che cosa? Di centri commerciali alla domenica, di persone sterili e sostanzialmente una scarpe massa. Firmate. Scarpe firmate che però non cellulare ultima generazione. Preso a rate. Perché non hai abbastanza costa soldi. Costa pochissimo, esatto. Perché problemi ci sono. Però professore, c'è anche qualche insegnante, devo dire la verità, che poi ce la metti tutta per creare ancora confusione. Un colpo è il presepio, un colpo è il crocifisso, un colpo è Dante. Allora, quei problemi che abbiamo, se ne aggiungiamo, perché poi riescono ad avere visibilità queste cose. Io ho un banco solidale dal 2010, perciò non da ieri, e penso di avere tutte le nazionalità, perché vengono tutti al banco solidale con le regole, con rispetto delle persone, naturalmente. Io non ho mai trovato nessuno che contesta il presepio, il crocifisso, anzi il presepio è ammirato quando lo facciamo, anzi loro anche aiutano, portano i bambini a vederlo, si parla. Allora perché non si riesce a capire che forse qualcuno deve dire no, questo non può essere, questo non lo puoi fare, sei all'interno di una scuola e non sei tu che devi decidere se fare il presepio o non il presepio, il crocifisso, che c'è sempre stato nelle aule il crocifisso, sempre. Non so, adesso c'è la storia di Dante, come chissà cosa succede se uno studia Dante, anzi, ecco cosa dice, ecco qualcuno che però riesce sempre a fare il passo più lungo della gamba e poi mette in difficoltà tutti voi perché poi ne pagate le conseguenze. La scuola cosa che fa? Sì. L'insegnante, sì. Non è quello, poi purtroppo, 360 gradi, sì. Prego. Purtroppo si viene additati, le dico la verità, ho come l'impressione che negli ultimi anni, parliamo degli ultimi 4-5 anni, ci sia quasi un... li prendono a caso, li tirano fuori dal cilindro personaggi di questo genere, ma mi spiego, sono tutte quelle cose che suscitano clamore iniziale ma aprono come una finestra, perché poi sa, fatto lo scandalo, domani mattina il più se ne dimentica, ma alcuni gli rimane in testa e provano anche loro a fare. Questa cosa qua purtroppo genera poi delle realtà dove vengono a smaterializzarsi le identità delle persone e noi invece non riusciamo a capire che non è vero che avere una propria identità è essere razzisti, ma in verità la vera inclusione nasce dall'avere tante identità
e volersi bene reciprocamente, non da distruggerle e diventare tutti uguali, perché se siamo tutti uguali, un domani io e lei ragioneremo alla stessa maniera e basta, e non avremo più idee. Se dobbiamo creare qualcosa, chi è che la creerà? Le idee nascono dalla diversità. Più sinergie. Certo. Allora sentiamo Bruno Mori, Presidente Veneto Futuro Agricoltura. Lei Presidente ha una storia alle spalle. Quando andava a scuola lei, penso ci fosse un'unica maestra con 30-40 ragazzi e gestiva il tutto, c'era un rispetto per gli insegnanti incredibile, bastava un'occhiata. Ecco, come vede lei dal suo mondo, anche nel mondo dell'agricoltura, questi giovani, Presidente Mori? Prego. Beh, intanto la ringrazio e vi ringrazio della vostra disponibilità di avermi qui oggi. Indubbiamente lei mi ha fatto una domanda. Io ho capelli bianchi, quindi concordo su tutte le linee quanto detto dal professore Pochinanzi. Una volta avevamo degli ideali e dei motivi molto forti che ci legava alla solidarietà, alla società, ai ragazzi, alle scuole. Oggi alcuni valori sono cambiati, sono peggiorati, sono spariti e questo per la società non è una bella cosa. Il futuro dei nostri figli è molto incerto, ma forse perché la colpa è anche nostra dei genitori, perché abbiamo dato tutto. Invece noi ci siamo costruiti tutto e questa è la diversità. La cosa donata non è come la cosa costruita nel tempo e guadagnata col sudore, è un'altra cosa. Quindi ecco, detto questo, parlerei un po' dell'agricoltura e del ruolo che io ho come presidente di Futuro Agricoltura, che è una struttura che ormai ha quasi 30 anni, una struttura al servizio delle nostre aziende agricole in tutto il territorio, in gran parte del territorio nazionale, e dà dei servizi ai nostri associati. Ricordo anche che noi abbiamo un'altra struttura parallela che comunque è a completamento del servizio ai nostri associati, che si chiama appunto Sindacato Labor. Usciamo da una nostra struttura ormai da una quindicina d'anni che si chiamava Eurocoltivatori e ci siamo radicati qui, specialmente qui in Veneto, in maniera molto capillare per i servizi alle nostre aziende. L'agricoltura è un tema importante e delicato. Abbiamo visto, specialmente qui in Alta Italia, specialmente in Veneto, ma non solo, che le istituzioni devono riprendere in mano quello che è la tutela del territorio. Abbiamo smembrato quelle che erano le peculiarità delle nostre strutture, che andavano non solo al servizio delle persone e delle aziende, ma andavano a curare il territorio, e questo è venuto meno perché purtroppo non ci sono più i fondi per le aziende agricole a dover sopravvivere, non dico arricchirsi, ma a sopravvivere. Quindi molte aziende, molti imprenditori hanno cambiato mestiere e questo è un grandissimo danno per la collettività. Oggi stiamo vivendo un momento in cui non solo c'è la disertificazione del territorio, ma c'è anche non c'è più tutela del territorio. Le alluvioni ormai sono sistematiche ogni anno e fanno dei disastri. Presidente Mori, facciamo una parentesi, ma non è che abbiamo troppo investito sulla monocultura anche? Ecco, distese di monocultura. Forse bisognerà anche rivedere. Cosa dice, Presidente? Questa biodiversità che non si riesce più a capire dove la troviamo, eppure ne avevamo tanta ed è importante la biodiversità. Prego, Presidente. Sì, lei ha toccato un tasto estremamente
attuale, la biodiversità si coltiva nel tempo. La monocoltura è vero, ma noi non abbiamo più neanche la possibilità di fare neanche più la monocoltura, perché i balzelli e quindi tutta la burocrazia che va intorno al comparto agricolo non riesce più a dare delle soddisfazioni economiche. Il problema è che il mondo è cambiata tutta l'agricoltura e noi dobbiamo adeguarsi alle nuove regole, alle nuove stagionalità, alle nuove ormai non ci sono più le stagioni, ci sono un insieme di passaggi in cui dal grande caldo arriva il grande freddo, arrivano le bombe d'acqua e il nostro è un territorio estremamente fragile. Quindi dobbiamo ripensare il tutto e non a caso mi sono fatti degli spunti, perché io personalmente sono anche consigliere di un consorzio di bonifica a Diceuganeo, in cui molte volte porto a conoscenza e alla ribalta che dobbiamo cambiare il sistema, ci dobbiamo adattare alle nuove situazioni. Presidente, la interrompo un secondo perché ho una telefonata, ho Rinaldo in linea da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella. Aspetta Rinaldo, perché hai una fan che ha chiamato stamattina presto per dirti che ti segue tutte le mattine, perciò sappi che hai una fan da Verona. Salutala. Grazie, perché ha chiamato Mirella, che assolutamente dovevo salutare Rinaldo. Va bene, ti ringrazio anche quella che mi ha salutato. Vai. Va bene. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto ti dovrà le persone, va bene, specialmente che il figlio giovane che insegna, hai ragione, quello che dice, è giusto. I giovani non ha riferimenti, Mirella, sia i giovani, non dà esempi, ma neanche i genitori, perché i genitori, ma siamo di fargli vedere, è il grande fratello, è tutte che robe, che è partito semplice, basta stare sentati, parlare, cantare. Bisogna lavorare nella vita, bisogna insegnargli a lavorare, bisogna insegnargli che i scherzi, prima di zapparli, prima di spenderli, bisogna zapparli. Qua siamo andati fuori di tutto, gli altri siamo nati, non abbiamo niente, neanche scarti indosso, ma tutti sa, è il 90% qua nel Veneto. E dobbiamo creare quello che dobbiamo creare, tutti insieme, perché tutti ce l'avevano a mano. I contadini, se la staccare vita, ma quello che produceva i contadini 60 anni fa, ed era roba non buona, ancora di più. Adesso non c'è più i semi che i contadini mettevano via. Compra tutto i semi estranei. Avevamo pecorine dall'Egitto, dal Marocco, i maroni dall'Olanda, le zucchette, i limoni da Spagna. Ma perché abbiamo bisogno che romani altri, che l'Italia sia un giardino? I nostri contadini che sempre lavorato bene, curare terre e all'usione noi veniva, perché anche che a volte pioveva, va bene? Adesso che faceva sui campi, trosetti e robette, perché l'acqua andasse via, le vari fossi, adesso non vede niente. Più di case, più di costruire non avremmo fatto. Grazie Rinaldo, devo correre perché sennò non ce la faccio. Comunque sei stato molto chiaro. Torniamo dal Presidente. Mori, Presidente, lei ha detto una cosa importante prima, noi creavamo, facevamo, il problema è che con poco si riusciva a fare tanto perché si doveva creare. Adesso purtroppo non creano più perché trovano tutto pronto, ma la colpa non è dei ragazzi. Non è dei ragazzi se qualcuno non ha insegnato loro cos'è l'agricoltura, cos'è la falegnameria, cosa vuol dire essere un fabbro, perché sono mancate le scuole di formazione. Adesso si accorgono che manca questo. Noi abbiamo tantissimi ragazzi che vengono anche da altre parti del mondo che potrebbero benissimo essere inseriti nell'agricoltura, specialmente perché penso che, anzi sono anche bravi, io ho parlato con molti, lavorano in maniera diversa con altri strumenti ma sanno lavorare, eppure non si impiegano perché chissà sono tutti delinquenti, spacciatori, drogati, ecco, stupratori, perché questo è il messaggio che è passato, parliamoci chiaro. Allora Presidente, dove finirà questo Paese? Perché noi abbiamo una denatalità che fa spavento.
Abbiamo una popolazione che sta invecchiando e non riusciamo a vedere più in là del naso. Lei cosa dice, Presidente? Guardi, sono perfettamente d'accordo e conscio che abbiamo noi genitori, la società non ha dato la giusta indirizzi ai nostri figli. Cioè, oggi non ce ne sono più artigiani, oggi non ce ne sono più calzolai, meccanici, eccetera. Quindi abbiamo bisogno di manodopera provenienti da altri paesi del mondo. È una negligenza che abbiamo avuto, che però dobbiamo riconvertire le situazioni. Abbiamo però un problema a monte, che manca ormai in Italia da tanti anni la natività, quindi non abbiamo più i giovani per sostituire le persone che hanno raggiunto il limite di età pensionabile, quindi è un problema molto generale e complesso e delicato. Però è vero che purtroppo abbiamo tanti professori, abbiamo tanti laureati, ma abbiamo poche persone specializzate, artigiani, commercianti e quant'altro. Grazie professore, vado Presidente anche col professor Previatello per capire perché noi paghiamo queste persone per star ferme, per non fare niente, anzi paghiamo qualcun altro e loro sono là ferme e non riusciamo a capire che forse questo territorio ha bisogno di manodopera giovane, ecco, e capire dove si possono impiegare. Abbiamo caserme che potrebbero essere scuole di formazione qui all'interno del territorio, persone che potrebbero insegnare e invece professori il messaggio che diamo è uno contro l'altro, questa è la verità, almeno quello che vedo io, e gli unici invece che riescono a capire l'importanza dell'inclusività, della socializzazione sono proprio i ragazzi, i giovani, sono quelli che vedono non il diverso ma la persona, il ragazzo o la ragazza. Prego professore. Sì, rifacendoci un attimo al discorso della mancanza oggi di ragazzi, di manodopera giovane specializzata, purtroppo vedete c'è una cosa da dire, anche alla mia età sembrava denigratorio dover fare un lavoro manuale, no? E c'è sempre stata quella volontà di dover per forza dimostrare di essere bravi. E quindi fare, non so, una scuola come un liceo o altro. Ci accorgiamo oggi, dopo 20 anni, che però quelle politiche lì sono state completamente sbagliate. Le abbiamo semplicemente utilizzate per far cosa? Per raggiungere qualche professore universitario in più nel suo scranno, che doveva aggiungere il figlio, oppure lo zio, oppure il nipote, no? E così abbiamo riempito un po' le università. Poi però a discapito di che cosa? Di ragazzi che dicono, beh, io adesso ho studiato, ho fatto l'università, voglio un lavoro dato per il tipo di titolo di studio, invece prima all'università ci andava solo chi veramente lo meritava e c'erano delle selezioni imponenti già dove? Alle medie. Adesso invece queste selezioni qua, che non è denigrare una persona, ma è indirizzarla e dire: all'università, se abbiamo bisogno di ricerca, abbiamo bisogno di menti particolari, cerchiamo di mettere solo l'eccellenza dal punto di vista mentale, che non vuol dire che siano delle persone da scartare, ma vuol dire che hanno delle doti mentali che magari le stesse persone non sono neanche in grado di piantare un chiodo su un tavolo, perché hanno la capacità mentale molto sviluppata, e invece ci sono dei geni che hanno creato poi il boom economico italiano, che erano degli artigiani, dei commercianti, delle persone che avevano che cosa? La capacità di creare. Sono diverse forme della genialità di una persona e noi questo non l'abbiamo ancora capito, ci arrocchiamo ancora dietro veramente dei bigottismi, perché siamo bigotti dentro, dove pensiamo, no, se va a fare un IPSIA oppure va a fare il tecnico non sarà mai come il liceo o altro. Non avrò il dottore o avvocato, voglio la il dottore o avvocato. Giusy, vai Giusy, poi andiamo in pubblicità. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno Ciao. ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al Presidente Mori, ma cosa mi dice Presidente di questi terreni che vedi tutti gialli col glifosato prima della semina? Capisco che il biologico costa, allora cosa mandiamo giù nel nostro corpo?
cerchiamo il green qua e là, ma l'Europa è sempre peggio per noi. Ma cosa ci fa fare? Io capisco che chi ha tanti campi deve fare qualcosa, però adesso vedi tutti questi campi gialli dai glifosati, ma cosa assorbe il terreno? Mi dicono che magari è appena lì sopra, ma che non va giù nella radice. E quando piove, anche se non piove, assorbe il terreno. E cosa mangiamo? La ringrazio, professore. Grazie Giusy, prego Presidente Mori. La signora ha perfettamente ragione che bisognerebbe mettersi come una volta a zappare l'erba sui campi, ma purtroppo non è più possibile. Le posso dire, signora, che noi importiamo oltre il 70% di grano prodotto su paesi del nord Europa o della Russia o dell'Ucraina, e le posso assicurare che il nostro Made in Italy, al di là di quello che ha sollevato lei, che ha perfettamente ragione, il nostro Made in Italy è il migliore in assoluto del mondo, perché le dico solo una cosa: il grano che noi mangiamo, che arrivano navi con migliaia di tonnellate nei nostri porti, è un grano che quei paesi in cui che viene prodotto non hanno il clima come il nostro, il sole che abbiamo anche noi nel Mediterraneo, e per essiccare quel grano usano il glifosato, quello che ha appena nominato lei, che noi lo usiamo prima della semina, quindi non avrà nessun residuo sul prodotto, mentre loro lo usano, ma perché la loro legislazione lo consente, lo usano per essiccare quella materia prima che poi noi usiamo per fare la pasta, per fare il pane. Allora, vede, è molto brutto e grave dire queste cose che succedono in giro per il mondo. Io dico che l'Europa, e qui è un tasto molto delicato, e speriamo che l'Europa che sta nascendo in questi giorni a livello governativo diano delle regole diverse da quelle che sono oggi sulle importazioni di cereali da tutte le parti del mondo, diano delle regole diverse non solo sotto il profilo economico, attraverso i dazi, ma sotto il profilo sanitario, dei controlli che devono essere fatti non a monte ma a valle, cioè quelle produzioni lì e quei prodotti lì cerealicoli devono essere controllati qui in Italia, non dove partono, perché è qui che abbiamo le nostre regole molto rigide, in cui se un prodotto non è adeguato alle normative non può essere usato qui in Italia. Quindi abbiamo delle situazioni molto gravi che stanno succedendo nel mondo, e purtroppo le regole che vigilano su alcuni paesi sono solamente regole economiche, non sono regole sanitarie. Lo devo dire a tutti i nostri telespettatori e cittadini che ci ascoltano. Le regole devono essere rispettate, devono essere uguali per tutti. Sì, però c'è un problema, Presidente Mori, che bisogna anche ricordarlo, che in Europa ci siamo anche noi con i nostri parlamentari e firmiamo anche noi quelle cose che non vanno bene, che lei condanna. Perciò è inutile sempre parlare di Europa. In Europa abbiamo parlamentari pagati profumatamente che dovrebbero fare anche questo. Io non ho mai sentito un parlamentare nostro, italiano, che ritorni in Italia e che dice cosa ha fatto, cosa ha firmato, perché ci sono le commissioni, fanno parte di commissioni. Io non ne ho mai sentito uno che dice ho firmato quello, non ho firmato quello, nessuno ci spiega mai niente. Questa è la verità. Pubblicità fa anche rima. Ciao. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, volevo darti una bellissima notizia proprio per iniziare la giornata.
niente, si è conclusa l'odissea burocratica, quella per la residenza. Finalmente sono un cittadino di Conselve. Finalmente, dai, ce l'abbiamo fatta, dai. Mirella, ce l'abbiamo fatta. Ascolta, io volevo parlare col professore dicendo che io non sono d'accordo col cibo biologico, perché io sono quello per il cibo naturale, perché fra insetti, fra tutte queste cose qua, sono praticamente, io li considero cibi dannosi per il nostro organismo. Ecco, no, non me ne vogliate, però io sono contro queste cose qua. Praticamente vi faccio un esempio: se mi dite io che cosa scelgo tra un bel piatto di spaghetti o penne alla matriciana e con un piatto di cavallette eccetera, cioè sia ben chiaro che al 1000 per 1000 accetto il piatto di penne alla matriciana, se tanto mi dà tanto, ecco. Comunque Mirella, ti ringrazio ancora tutti quanti voi e aspetto delle domande dal professore. Grazie, buona giornata. Ciao Maurizio, sono felice per te, finalmente sto calvario per Maurizio è finito, alla residenza, vedete la burocrazia, anni, andiamo avanti, vabbè, non importa, comunque è arrivata. Allora professore, come commenta quello che dice Maurizio da Consalve? Non ha detto una cosa sbagliata. Beh, già l'anno scorso avevamo dibattuto, se si ricorda, sul discorso degli insetti contro i quali io mi sono schierato spadatrata. Non li può... Per me è una questione ormai... anche perché, intendiamoci, evviva il cibo nostro, il cibo italiano, evviva il cibo naturale, e non ha detto una cosa sbagliata. Ora, non è un fatto di demonizzare il cibo bio, ma oggi abbiamo veramente idea di che cos'è veramente biologico? Perché guardate, la maggior parte dei prodotti che voi trovate al supermercato e che c'è scritto bio magari non viene neanche dall'Italia e viene dalla Tunisia, che è fatta con dei prodotti che per come loro diceva sono... il precedente prima, esatto, quindi, voglio che dire, sono legali da loro. L'unico modo oggi per mangiare veramente sano è andare dove potete vedere quello che coltiva, che cosa sta facendo, al di là di una certificazione o meno. Se ce l'ha, meglio ancora, però dovete capire voi, guardare voi quello che sta facendo quello lì, perché se lo vedete sempre là che sta lavorando e vedete anche quello che sta creando nella sua azienda, capite subito che è una persona che vi sta creando qualcosa di buono. Se invece comprate la roba, come spesso vedo al supermercato, ogni tanto vado a fare un giretto dentro, no? E ora vedi, le pere dai Paesi Bassi, le pere, ma come fanno a fare le pere nei Paesi Bassi, che non hanno neanche sole quelli lì? Ma che noi abbiamo tutta la zona dell'Emilia, che era la patria delle pere, e l'abbiamo svenduta agli altri perché gli abbiamo tolto 2 principi attivi dell'Unione Europea, che erano essenziali per fare in modo di continuare la coltivazione della pera DOP emiliana. Abbiamo devastato tutto consegnandolo ai Paesi Bassi, che loro adoperano quello che vogliono. Calma professore, con i congiuntivi, calma, noi no di sicuro. Consegnando praticamente così una produzione, un'eccellenza italiana, perché la pera nostra era unica al mondo. Fermo professore, perché è tornato il presidente Mori. Presidente, ma nessuno si è opposto? Come mai non è ascoltato proprio l'agricoltore, quello che invece abbiamo visto anche cosa è successo, ecco, questa invasione nelle autostrade di questi trattori, perché non ne possono più, quelli veramente sani e buoni. Ma c'è stato un silenzio assordante su questo, prego. Quello che diceva poco innanzi il professore è la pura realtà. Noi abbiamo smantellato l'agricoltura di eccellenza che avevamo costruito in decenni. Gli agricoltori non riescono più a fare reddito, anche, e lo devo amaramente dirlo, anche grazie e merito al sistema di alcuni sindacati, quelli più importanti d'Italia, perché hanno favorito le lobby, hanno favorito
alcune situazioni al posto di favorire le aziende agricole. E lo dico in maniera anche amara, però purtroppo se i trattori sono scesi in piazza, non solo in Italia ma in tutta Europa, è perché se il grano a noi ci viene pagato a 20 centesimi e poi lo troviamo come pane a 400 euro, credo che c'è qualcosa nel gap che distingue Però Presidente Molli, scusa ma facciamo questa parentesi. Lei dice il sindacato, ma alla fine il sindacato si siede al tavolo del governo, dei vari governi che ci hanno preceduto, e io i sindacati li invito sempre tutti e comunque, e loro dicono che non sono ascoltati, così come dicono i presidenti delle associazioni di categoria che non sono ascoltati. Allora alla fine chi è che rimane il cerino in mano? A noi? Agli agricoltori, quelli sani, quelli veri, che si scottano perché nessuno poi prende il cerino e tutti se ne lavano le mani? Perché è facile dire colpa di, ma la colpa mi sembra che sia di governi, che noi abbiamo 70 governi, cioè non so se mi spiego, e mi sembra che nessuno abbia cercato di dare risposte alla realtà che avevamo, di supportare l'agricoltura, questo paese che dovrebbe vivere di agricoltura. E poi senza parlare delle lobby che hanno sempre comunque il cerino spento in mano, non quello acceso, hanno quello spento dove possono fare quello che vogliono e dettare i numeri, che sono le multinazionali. Prego Presidente. Sì, lei ha perfettamente ragione. Se gli agricoltori in tutto questo anno sono entrati in piazza con i trattori, è il motivo per cui non ce la fanno più a fare bilancio. Quindi il problema non nasce ieri, nasce solo dalla globalizzazione, e la globalizzazione purtroppo non è stata gestita, perché la globalizzazione è una bellissima parola, perché così vivono tutti, però le regole sono diverse da noi ad altri, quindi se noi non riusciamo a far vivere l'agricoltore, non muore solo l'azienda agricola, muore l'Italia, e l'Europa infine a questo momento non è riuscita a dare il giusto gap alle aziende agricole europee, specialmente quelle del Mediterraneo. Quindi io le posso dire una cosa, come associazione di categoria, magari pur piccola, noi negli anni abbiamo messo in piedi alcuni progetti importanti che saranno il futuro, cioè si chiamano progetti di Artibus, cioè noi siamo andati a insegnare quelle che erano le regole, quelle che erano le produzioni fatte una volta ai giovani. Questo deve essere fatto, perché ormai i nostri figli, i nostri nipoti non sanno neanche come viene prodotto un animale o come, e questo è il problema numero uno. Dobbiamo dare alla società il giusto peso dell'agricoltura e di come vengono prodotte le nostre derrate. Un po' tardino però Presidente, sei un po' tardino, hai visto quello che sta succedendo nel territorio con questa fragilità di territorio. Abbiamo Nadia, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere al Presidente dei agricoltori, penso, non so, ma come mai quest'anno ho visto tanti e tanti campi incolti, non seminati? Perché anche qua vicino a casa mia una volta o il frumento o il grano turco, e adesso ho visto terra arata e lasciata là. Non so, mi sono chiesta e mi sembra di aver sentito che lo Stato abbia dato dei contributi agli agricoltori di non seminare. Grazie, arrivederci e buona giornata.
Grazie Nadia. Nadia, guarda che ho fatto la segnalazione che avevi detto, vedremo se uscirà qualcuno, perché è una questione di sicurezza, perciò sappi che l'ho fatta. Allora sentiamo, io voglio sentire però anche Previatello che se ne intende, ecco, su questa economia agraria, che è un professore all'Istituto Bellini di Trecenta. Cioè questo terreno non è che l'abbiamo anche troppo sfruttato, che non riesce più a rendere, cioè non respira più, questo è il problema. Noi mangiamo delle cose che non sanno più da niente, assolutamente, io lo dico da anni, cioè, l'esempio della famosa fragola, adesso la ciliegia, cioè belle, rosse, mani, acqua pura, cioè il clima. Ma è sempre stato il clima o c'è anche qualcos'altro, questo sfruttamento del terreno che non rende più? Ce n'è da dire. Allora, cominciamo secondo me dalla base. Allora, parliamo tanto del consumo di suolo, ogni anno, e intanto hanno fatto pannelli fotovoltaici sui campi che fanno paura. E già quello... Rispondiamo a Nadia perché non si coltiva. Lei mi capisce che quando vanno a pagare, perché questo sta accadendo oggi. 2 anni fa abbiamo dato in mano i terreni degli agricoltori alle multinazionali, facendole venire in Italia ad investire su che cosa? Sul fotovoltaico, che lo chiamano agrovoltaico. Ma dov'è l'agrovoltaico? Ma voi siete capaci di andare a arare sotto un pannello fotovoltaico? No, andateli a vedere dove sono. No, ma girano, fanno. Voglio vedere cosa seminate là sotto, voglio vedere una trebbia che passa là sotto, voglio vedere se mettete dei meloni là sotto. Ci sono dei plinti di cemento che tengono sta roba che fanno paura. Sotto e dopo sopra ci fanno un po' di erbetta. Allora, sti pannelli fotovoltaici qua non è consumo di suolo, sta bella schifezza. Ma erano tanto aree che dovevano andare all'industria. Ma se lì un'industria non c'è stata, non si poteva pensare all'agricoltura invece che a questa schifezza qua, a questo scempio, perché noi andiamo a deturpare anche il paesaggio, l'ambiente. Guardate che paesaggio e ambiente vanno di pari passo con natura e biodiversità. Ma questo a quelli che ci speculano sopra non gliene frega niente, pagano la terra 70.000 euro all'ettaro per fare sopra queste schifezze qua. E gli agricoltori, che cosa succede? La maggior parte sono anziani, perché se i giovani non prendono soldi in agricoltura non ci vanno, ed è normale. Per far ripartire l'agricoltura, sa che cosa bastava? Invece che fare tutti questi contributi europei del 40, ti do il 30 a fondo perduto, ma l'altro 60 lo metti, ma devi ritornare in 6 anni, no. Bastava semplicemente dire, benissimo, se vuoi fare l'agricoltore, lo Stato ti dà una mano, ma non regalandoti i soldi. Ti fa un mutuo ventennale all'1%, ti puoi comprare la terra, ti puoi comprare i macchinari, ti puoi comprare tutto quello che serve. L'agricoltore, se c'è alla base una cosa di questo genere, potrebbe funzionare e di pari passo, se ci sono dei prezzi onesti dei prodotti, perché oggi stiamo sottopagando il nostro prodotto, ma è possibile che una roba che arriva dal Canada, che fa schifo, deve costare di più della mia che invece è fatta bene? Ma dove stiamo arrivando? E chi è che decide questo? Perché io voglio capire chi è che c'è dietro ad un computer che dice che la roba mia che è fatta bene vale 0. Oppure 20 centesimi, e la roba di uno che arriva dall'altra parte del mondo, che ci butta di sopra tutte le schifezze di sta terra, invece vale di più. Perché il mercato così? Ma chi è che lo fa il mercato? Questo mi chiedo. La politica. La politica. La politica. Presidente, sentiamo cosa dice il Presidente Mori. Prego, Presidente. Cosa vuole che le dica? Lo sto dicendo su tutte le trasmissioni, su tutti i giornali, cioè, si deve rivedere il tutto. Sono d'accordo con il professore, non si deve regalare nulla all'agricoltura e all'agricoltore, si deve dare quella giusta remunerazione alle sue produzioni, che possa vivere, altrimenti fra un po' di anni non ci saranno più agricoltori, le merci e le derrate le andiamo a prendere tutto sui paesi poveri e magari avremo qualche problema in più di salute qui in Italia, però non annunziamo nulla, non vediamo nulla.
Ma non è questo il sistema di fare agricoltura, è l'agricoltura nostra, mediterranea, è la migliore del mondo, dobbiamo salvaguardarla. Quindi la politica deve ritornare a fare la politica deve ritornare a fare la politica anche sui prezzi, anche sulle qualità. Senta Presidente Mori, ma non è che ci sia un disegno ben preciso che non ci dicono, che è quello di eliminare i prodotti dall'Italia? Tanto è vero che noi i migliori formaggi, perché li abbiamo noi, però le cagliate le andiamo a prendere in Germania, ma guarda te, nessuno lo sa, sono io che lo dico per televisione, ma io non ho mai sentito che dicano queste cose. Noi abbiamo i migliori formaggi, però le cagliate per fare il formaggio dobbiamo andarle a prendere in Germania, perché qua non le abbiamo. È vero o non è vero, Presidente Mori? Verissimo signora, è verissimo, non solo sui formaggi, se parliamo di carni è la stessa cosa, cioè, ma perché questo? Perché noi non riusciamo più, per i 1000 balzelli che ci sono, a produrre queste nostre meravigliose derrate alimentari, e quindi le andiamo a prendere, magari poi alla fine qualcuno gli mette il timbro Made in Italy e passa come prodotto italiano. Guardi, si parla di cifre astronomiche di contraffazioni, queste io le chiamo contraffazioni, però nessuno le vede e nessuno prende posizione in merito a queste cose. Poi alla fine le mangiamo noi, truffando il consumatore, perché per me è una truffa. Se tu non gli dici cosa gli vendi, per me è una truffa. Dobbiamo invertire la rotta, e questo è un problema politico che i nostri politici devono farsi carico. Quindi, abbiamo Sandra da Padova, poi chiudiamo perché sono lunga. Vai Sandra, veloce. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Allora, domenica mattina io, se sono a casa, guardo Mela Verde su Canale 5 che parla di agricoltura, è bellissima quella trasmissione. Allora, in Slovenia e in Istria hanno distese di ulivi, distese Mirella, di ulivi, fanno l'olio, con il legno degli olivi fanno i tavoli che vengono bellissimi, e lì non mi pare che ci sia stato quell'insetto che ha colpito qui in Italia. È una roba stupenda, e noi che siamo sempre stati la patria degli ulivi, perché dalla Liguria alla Puglia, anche qui ai Colli Euganei, no, una roba stupenda Mirella, sia in Slovenia sia in Istria. Allora io mi chiedo, ma perché gli altri paesi che fanno parte dell'Europa, perché fanno parte dell'Europa, possono fare questa agricoltura artigianale come avevamo noi, e noi non possiamo fare niente? Ha ragione il professore, perché stanno impiantando i pali delle eliche d'oli che rovinano tutto, i fotovoltaici, i campi, i vecchi piangono perché non possono più lavorare, il mare lo stesso, perché vogliono mettere che sono alti 200 metri, è una roba allucinante. Grazie Sandra, ti risponde subito il professore, devo correre perché sono lunga. Professore, come rispondiamo a Sandra e anche a quello che ha detto il Presidente Mori? Prego. Allora, ritornando al discorso di prima, sostanzialmente il discorso del fotovoltaico sta diventando un rischio anche per il nostro consumo di suolo e per tutto quello che ne va dietro. Li chiamano parchi fotovoltaici, ma io di parco non ci vedo proprio niente, non so neanche come sia potuto passare per la mente a qualcuno di dire una castroneria del genere, per non dire altro. Inoltre c'è una cosa da dire, il nostro Made in Italy sta scomparendo. Provi a pensare che l'allevamento in Italia ormai è diminuito di cifre astronomiche. Una volta c'era la stalla dappertutto, adesso lasciamo spazio solo a grandi mega stalle che però si indebitano, sono allevatori che ormai stanno cercando il più possibile di tenere botta e quindi cercano di allargarsi sempre di più, ma non ci sono più i presupposti
hanno creato una situazione tale da far diminuire anche i nostri allevamenti e da lì la fertilità dei nostri suoli, perché si ricordi che una volta l'azienda media aveva la sua stalla, con le deiezioni animali concimavano i loro terreni che migliorano, e questo lo spiego sempre a scuola in agricoltura sostenibile, il letame della stalla è oro non colato. Solo, esatto, era il cosiddetto oro nero. Oro nero. Perché concima, migliora la struttura, quindi è un ammendante, il terreno si arricchisce. Con i concimi che abbiamo oggi invece diamo solo una sferzata di energia imminente alla pianta, ma il terreno di per sé non racicola niente, zero, rimane sterile. Allora professore, secondo lei ci sarà un cambiamento di passo, che qualcuno che si occuperà di agraria, di agricoltura in Europa capisca, perché il futuro è dei giovani, devono inventarsi qualcosa, non possono continuare a fingere di non vedere, a non sentire, perché qualcuno poi chiederà risposta. Prego. Allora, io non voglio illudere nessuno, ma credo che se ci sarà una risposta concreta arriverà solo dai giovani. Perciò lei è favorevole, come dice Mirella, avete sentito che in Germania l'hanno fatto, hanno dato il voto ai sedicenni, di far votare i sedicenni. Professore, lei che insegna, perché mi dicono non sono preparati. Beh, perché quelli della mia età sono stati preparati. Io voto da quasi 20 anni. Non ho visto che la mia generazione abbia prodotto una classe politica oggi che meriti di essere chiamata tale. Perché non ho visto riforme, non ho visto niente di buono. Il mio settore, che è l'agricoltura, è stato distrutto. Il settore della scuola è stato annientato. C'è la gente che per diventare di ruolo si ammazza uno con l'altro, è diventata una gara chi riesce a passare un concorso, ma stiamo scherzando? Ma che modo è questo anche di reclutare le persone all'interno del mondo dell'insegnamento, e soprattutto che insegnanti pensano di volere questi politici? Nessuno se ne preoccupa, come nessuno si è mai preoccupato dell'agricoltura negli ultimi 20-30 anni. E questi sono i risultati di oggi. E dopo ce la prendiamo con i ragazzi. No? L'importante è fare la guerra, investire nella guerra. Dividi et impera. Grazie, grazie al professor Previatello. Sentiamo come ci saluta Bruno Mori, Presidente Veneto Futuro Agricoltura. Presidente, come ci saluta? Veloce? Io chiuderei con uno slogan che le istituzioni preposte, quindi lo Stato italiano e in primis l'Europa nuova che si sta nascendo in questi giorni, devono trovare il giusto equilibrio tra l'ambiente o l'ecosistema, il green e la salubrità delle nostre produzioni e delle produzioni europee. Questo è lo slogan che io lancio e lasciatemelo dire, il pluralismo delle associazioni di categoria deve rimanere. Invece a me sembra che ci sia una logica futuristica in cui non ci sarà più pluralismo. È molto grave questo, sindacale agricolo. Io spero che rimanga il pluralismo, perché il pluralismo porta a un più giusto equilibrio economico, sociale e lasciatemelo dire anche sanitario. Con questo slogan io vi ringrazio, vi saluto e a nome di tutto lo staff di Futuro Agricoltura Vediamo Veneto. anche il logo di quella regia, mandiamo anche il logo di Futuro Agricoltura. Grazie. Così vediamo anche il vostro logo. Presidente, che è importante capire con chi parlavamo questa mattina, questa spiga meravigliosa, questo verde che veramente ci fa tornare indietro, non riusciamo più a vedere niente, come diceva Nadia, tanta roba incolta, ma hai sentito Nadia, c'è un motivo perché non viene seminato. Grazie, grazie al professor, al presidente Bruno Mori, presidente appunto Veneto Futuro Agricoltura. Professor Previatello, un saluto veloce. Sì, un ringraziamento a te Mirella che mi hai ospitato di nuovo, un grazie a tutti, speriamo che nel futuro, che il futuro sia giovane, mettiamola così, perché penso che solo da lì si possa rinascere e a noi servono tanti giovani. Grazie, grazie anche al professor Claudio Previatello, docente di economia agraria all'Istituto Bellini di Trecenta. Grazie, grazie, pubblicità.
siamo parte di questo paesaggio, siamo il paesaggio. E come diceva Mario Rigoni Stern, noi abbiamo senso e abbiamo ragione di esistere su questo pianeta e in questo paesaggio solo se ci facciamo custodi di questo ambiente. La Fondazione Dolomiti UNESCO ha organizzato sabato 16 luglio in Valle Ombretta fino al rifugio Faliere un trekking letterario con lo scrittore Matteo Righetto, un evento previsto da tempo ma che si è svolto regolarmente proprio per trovare significati nuovi a quanto è accaduto e al nostro vivere, abitare, frequentare la montagna. Siamo qui per cercare di dare un senso, un significato a parole nuove, a una semantica nuova che ci accompagna in questo cammino, che è un cammino di attraversamento, di conoscenza sensoriale, estetica di questo meraviglioso paesaggio dolomitico. I fatti luttuosi che sono accaduti pochi giorni fa non devono farci dimenticare che queste montagne, nella loro physis, nella loro naturalità, hanno una vita, hanno un flusso vitale che purtroppo è protagonista di uno stillicidio luttuoso, permanente. È riuscita a trovare queste parole Maddalena Lovadina, testimone di quanto accaduto in Marmolada. Si trovava a Pian dei Fiacconi ed era passata solo 30 minuti prima lungo la via normale. Io quello che ho visto è stata un'esplosione, sembrava esploso, più che una valanga come ce la immaginiamo che venga giù una frana. E poi il pensiero che ho fatto in una frazione di secondo, quando ho visto cosa arrivava, è stato: questo arriva fino a dove sono io. Mi ricordo che ho pensato a questa cosa qua. Ci siamo nascosti, riparati dietro uno dei muri del rifugio lì, in maniera del tutto, tra l'altro, inutile a valutazioni fatte dopo. Mi ricordo che io ho detto: io non esco da qui finché non finisce questo rumore, a proposito dei rumori, perché è stata una cosa... Quando si è un attimo calmata abbiamo guardato fuori e insomma si vedeva che scendeva di lato, era scesa di lato rispetto a noi un centinaio di metri. E nei giorni immediatamente successivi io avevo addosso questo senso di lutto abbastanza forte. Ho dovuto fare un po' i conti col fatto di essere viva per caso, veramente bisogno e voglia di silenzio, perché aprivo i social, c'era qualsiasi cosa e a me faceva proprio male pensando a quelle persone lì. Sembra ci sia anche questo bisogno, cioè come se il mondo non esistesse se noi non diamo immediatamente un'interpretazione nostra, cioè questo è proprio l'antropocentrismo. Poi dopo è giusto che, anzi è importante che del buon giornalismo e chi sa parli. Dopo quello che è successo è difficilissimo parlare, si è parlato tanto, ma quello che noi non vorremmo è che dopo questa tragedia enorme si ricacci tutto nell'ombra e ci si dimentichi della Marmolada, della sua importanza e di quello che è successo anche in chiave ambientale. Ci sembrava opportuno camminare insieme e fare anche questo percorso di condivisione con chi come noi ama questi luoghi, per ritornare a riappropriarcene un po' con una maggior pacatezza e con una certa sensibilità. L'attenzione alle parole credo sia doverosa. Ci siamo resi conto che di montagna si parla tanto ma si parla male a volte. L'importanza dunque di scegliere correttamente le parole. Possiamo parlare ad esempio di crisi climatica anziché di cambiamento, ribadire l'imprevedibilità di eventi puntuali come quelli del 3 luglio senza con questo negare la prevedibilità del fatto che sempre più spesso dovremo affrontare eventi estremi. Io credo, visti i tempi, vista l'epoca che stiamo davvero vivendo e come le cose stanno cambiando sempre più rapidamente intorno a noi in maniera critica, non dobbiamo confondere ciò che è imprevedibile da ciò che è impensabile. Centrale poi il tema della responsabilità in quota. La responsabilità è importante e dal nostro punto di vista è anche tanta, però il nostro obiettivo è quello proprio di cercare di trasferire una cultura della montagna, un'abitudine a sapere che le responsabilità sono condivise, quindi a tutti i partecipanti, e che il rischio zero in montagna non esiste, quindi ci possono essere degli eventi imprevedibili da parte della guida che accompagna.
forse bisognerebbe parlare più spesso di prudenza e meno di sicurezza in montagna, perché la sicurezza dà un'idea di rischio zero per l'appunto. Noi siamo diversi in ogni momento, in ogni giornata, e quindi le cose possono cambiare. Anche dove noi possiamo sentirci sicuri e preparati, in realtà dobbiamo sempre rimanere vigili. Noi dobbiamo tornare a camminare queste montagne, frequentarle con il rispetto che si deve al genius loci, riscoprendo quella che è la filosofia degli antichi, secondo la quale ogni ambiente, ogni territorio ha una sua metafisica e un suo flusso vitale che non possiamo dimenticare e sottovalutare. Allora, saluto e ringrazio Lucia Farenzena, Presidente Consorzio Turistico Marmolada, collegata con noi da Rocca Pietore. Grazie veramente Presidente di essere qui e grazie per questi video che parlano da soli. Delle volte non servono neppure le parole, basta guardare quanto belli siamo. Parlavo prima con altri ospiti che ringrazio di essere qui, sia Stefano Lora, direttore della didattica e della divulgazione Marsec, con Lorenzo Sassaro, ricercatore e divulgatore. Allora, io partirei proprio dalla Presidente Farenzena. Ecco, perché non si riesce a capire la bellezza del territorio, ma veramente la delicatezza, la fragilità di questo territorio, che ti dice sono bellissimo ma stai attento, perché hai il nemico dietro l'angolo, devi essere competenti, sicuro quando ti muovi, devi avvalerti di persone preparate, eppure anche adesso vedremo, perché questo succederà con la bella stagione se arriva quest'anno, ecco, di questo fai da te, ecco, di queste infradito, di questo abbigliamento non consono alle passeggiate o quello dove vuoi arrivare, magari a rifugio, ecco, perché dobbiamo anche fare prevenzione e continuare. Prego Presidente. Beh, buongiorno Mirella, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, sono molto felice di essere qui. Ma io penso che principalmente non si accettino per prime le proprie fragilità, no? Pensiamo sempre di essere onnipotenti, di arrivare ovunque e non ci rendiamo conto che abbiamo a che fare con un ambiente che la montagna non è fissa, è mutevole, quindi ogni giorno cambia. Quindi un approccio un pochino più umile, magari più consapevole del nostro momento, come diceva la signora prima, cioè ogni giorno è diverso, un giorno possiamo essere più in forma, meno in forma, però dobbiamo essere prima di tutto umili e accettare la fragilità che parte da noi stessi, che non siamo invincibili e purtroppo c'è un grandissimo difetto di comunicazione fatto da soggetti che pensano più al marketing che alla responsabilità, dove viene proposta una montagna che esiste perché la passeggiatina attorno, diciamo, al lago di Alle che tocca anche il comune di Rocca Pietore o non lo so, un giretto semplice va bene, lo puoi fare non chiaramente con l'infradito, però vengono mostrati dei punti che sono meravigliosi, bellissimi, con grandi viste, dove sottende una comunicazione di una facile accessibilità, cioè tutti possono andare e la questione della Marmolada ne è stata, secondo me, purtroppo una grande prova, perché c'è una comunicazione di accesso a quel punto che non è realistica. Cioè le persone devono sapere, ma a noi è capitato un sacco di volte che ci chiamavano in ufficio turistico per chiederci di raggiungere questa meta e quando noi dicevamo signori guardate che dovete avere una guida, dovete avere i ramponi, le persone rimanevano interdette, dicevano ma come? Perché c'è una comunicazione che è sbagliata, non deve esserci la comunicazione del terrore ma della prudenza e di fare le cose per le quali riusciamo comunque a fare. Poi c'è sempre l'imprevisto, l'imprevedibile, perché insomma la montagna è un essere vivo, quindi non puoi prevedere, però bisogna stare attenti e bisogna essere consapevoli che non possiamo sempre fare tutto. Dobbiamo rispettare anche i tempi, cioè non puoi salire un ghiacciaio a mezzogiorno con il caldo che faceva, non puoi. Allora, grazie Presidente per queste parole importanti, speriamo che a casa non solo sentano ma ascoltino bene, perché veramente la sicurezza è fondamentale, ma per farla dobbiamo fare prevenzione e capire come muoversi. Allora sentiamo e saluto anche due graditi ospiti, Stefano Lora, direttore della didattica e della divulgazione. Allora sentiamo, direttore, come commenta queste parole e cosa fate voi, chi siete? Prego. Le parole che sono state dette finora sono molto importanti, questo in generale quando si fa turismo montano ci sono mete, come diceva la Presidente, sicuramente più agevoli per le famiglie, per chi si addentra per la prima volta insomma, o per le prime volte in montagna
poi ci sono anche mete invece più pericolose. Noi siamo in un territorio che permette comunque dei sentieri molto semplici, che permette comunque il turismo anche alle famiglie, perché siamo fra le piccole Dolomiti e la Lessinia, proprio nel comune di Crespadoro. Noi ci occupiamo principalmente di divulgazione scientifica, di ricerca e divulgazione scientifica, e spesso il nostro pubblico sono appunto famiglie che passeggiano nei sentieri che ci sono lì nei dintorni e poi arrivano da noi. Certo, però anche da noi ci sono alcuni punti, insomma, no, dove la guida potrebbe essere, come diceva appunto la Presidente prima, fondamentale o comunque importante, innanzitutto per andare in sicurezza in questi posti e poi anche per apprezzare di più, perché se abbiamo qualcuno che ci spiega, qualcuno che ci conduce, insomma, a comprendere che cosa la montagna ci ha da offrire, sicuramente possiamo, insomma, averne un godimento maggiore di quello che vediamo, di quello che possiamo appunto conoscere di più, come vedevamo dalle bellissime immagini di prima, Mirella. Certo. Sentiamo anche Lorenzo Sassaro, ricercatore e divulgatore. Ecco, come commenti le parole sia della Presidente che del direttore. Lora è giovane, cos'è che ti ha intrigato per far parte di questo team? Prego. Sì, sono d'accordo con quello che è stato detto finora. Anche secondo me è importante rendersi conto delle proprie capacità e informarsi sul percorso che bisogna fare. E io con Stefano all'Osservatorio faccio anche una parte di divulgazione, una parte di ricerca, quindi sono impegnato sia con visite guidate con il pubblico, per esempio, e sia faccio parte del team di ricerca, quindi faccio effettivamente ricerca astronomica a livello amatoriale. Un'altra cosa importante, cos'è che ti ha intrigato? Perché hai scelto questo percorso? Cioè prima si diceva col professor Previatello che già alle medie, una volta, parliamo semplice così a casa capiscono, si sapeva già che indirizzo prendere grosso modo. Adesso è molto più complicato, è molto più difficile. Sei d'accordo col professor Previatello? Sì, infatti anch'io sono stato molto indeciso su cosa scegliere, cosa fare dopo. Io comunque avevo già la passione per l'astronomia, però comunque quando mi sono trovato a scegliere tra tutti questi indirizzi, io sono stato molto indirizzato per un certo periodo su un'ITIS meccatronica. E poi alla fine ho visitato una volta il liceo e alla fine ho scelto il liceo scientifico e scienze applicate, quindi alla fine è stato un caso che io ho fatto il liceo. Poi ho scoperto che è stata la scelta giusta, però sì, credo che i ragazzi al giorno d'oggi siano un po' in difficoltà nel fare le scelte sia da media superiori sia anche poi da superiori università, perché ci sono tantissime scelte, quindi non si sa bene cosa Secondo te scegliere. Gli insegnanti non dovrebbero aiutarvi in questo? Voi che vi conoscono, sono preparati, ecco, non dovrebbe esserci un aiuto, un supporto su quello che può essere la strada da intraprendere? Magari non sarà quella, ma magari un supporto. Come vedi la situazione? Beh, per esempio adesso sono state introdotte delle ore obbligatorie di orientamento. Adesso non mi ricordo quanto è il numero preciso, però so che ci sono queste ore dove bisogna fare proprio orientamento, quindi in questo comunque la scuola c'è e la scuola aiuta. Poi alla fine bisogna avere anche con i ragazzi, perché noto per esempio che tra i miei coetanei così pochi hanno una vera passione da seguire, che non sia magari lo sport, che sia qualcosa quindi da studiare effettivamente. E quindi non avendo una passione, non avendo niente che appassiona effettivamente, si fa fatica anche a trovare una propria strada dove effettivamente si è sicuri che la cosa che si studia piace effettivamente dopo. Senti Lorenzo, spieghiamo anche perché sei qui, perché tu hai scoperto una cosa, ricordiamola perché l'avevamo detta l'altra volta ma poi abbiamo interrotto perché c'era un'emergenza. Allora, senta Presidente cosa ha scoperto il nostro Lorenzo Sassaro. Senta Presidente che è una cosa bellissima di questo ragazzo. Prego Lorenzo. Sì, ho scoperto una stella variabile, quindi verso la fine del 2022 ho portato avanti un progetto di ricerca che era proprio la ricerca di stelle variabili. Ho iniziato dalla zona della nebulosa. Spiega cos'è la stella variabile, perché sennò a casa non riesco mica a capire se i nonni cosa pensano alla stella variabile. Vai Lorenzo. È una stella variabile, è una stella che varia la sua luminosità in un certo periodo di tempo. Quindi effettivamente si vede la stella che a un certo punto emette più luce, a un certo punto un po' meno in un certo periodo di tempo, in maniera più pratica per spiegarlo. E io sono entrato in questa campagna di ricerca che mi permetteva di lavorare da casa, infatti ho utilizzato i dati dei satelliti. Infatti questa stella non si vede da qui, si vede dall'emisfero sud. Ho visto che questa stella poteva essere variabile, quindi sono andato avanti con i miei studi, ho verificato che nessuno aveva già verificato la variabilità di questa stella, quindi ho capito perché questa stella era variabile.
Quindi ho scoperto che in realtà non si trattava di una stella, in realtà le stelle in questione erano due, cioè dalla Terra si vede una stella, però in realtà è un sistema doppio, un sistema binario si chiama, quindi due stelle che si orbitano attorno. Che bella questa cosa. E nel momento che hai visto questo, cosa hai provato? Ce l'ho fatta, sono riuscito, ce l'ho fatta. Cosa ti sei detto? Beh, all'inizio ero ovviamente molto felice dopo mesi che cercavo, che facevo ricerca. Sono andato subito a dirgli ai miei genitori che io ero in camera. Subito i genitori, ascoltate i ragazzi, non è andato dal direttore, è andato dai genitori come primo, capite? Vai Lorenzo. Perché io ero in camera appunto perché facendo ricerca da casa. E all'inizio non mi ero né io neanche i miei genitori resi conto di effettivamente l'importanza di ciò. Ne ho capito l'importanza poi quando sono cominciate ad arrivare le prime interviste così, quindi ho capito che effettivamente non era una cosa così da poco. E poi ovviamente è stata una grande soddisfazione sia per me che per Stefano, immagino. Assolutamente. Direttore, cosa dice questo ragazzo? Diciamo, il risultato di Lorenzo è stato ottenuto grazie alla passione di cui parlava lui prima, no? Quindi avere qualcosa che ci muove dentro, non qualcosa che facciamo perché non sappiamo cos'altro fare per noia, ma qualcosa che facciamo proprio perché siamo mossi da questa voglia, da questa passione, da questo fuoco, chiamiamolo così, che nonostante le giornate siano piene di studio, di lavoro, di altri impegni, insomma, no, ti porta a dedicare del tempo a quella passione, a quell'obiettivo. Anche nel caso di Lorenzo la costanza, la passione, la preparazione hanno fatto poi, no, da punti importanti per questa riuscita. Ma tutto nell'ambito scientifico, nell'ambito naturalistico, insomma, no, se lo facciamo dobbiamo farlo con passione, con voglia, proprio con spirito di conoscere, di approfondire, magari di accompagnare anche qualche altro coetaneo, nel caso di Lorenzo, o qualche altro ragazzo nel nostro caso, insomma, a conoscere queste meraviglie. Senta direttore, però bisogna che questi ragazzi abbiano dei punti di riferimento, voi siete questi, sì, genitori a casa, ma dopo so dove devo andare a parare. Quanto è importante, poi chiederemo anche a Lorenzo Sassaro, riuscire a emozionare questi ragazzi. Loro fanno un percorso, però è un percorso, come dice, non so se sarà il definitivo, ma nel momento che riesco a capire che mi emoziona quella cosa che faccio, vuol dire che è il percorso giusto. Prego, direttore. Emozionare secondo me è fondamentale, perché è proprio quando proviamo un'emozione che qualcosa ci incuriosisce ancora di più. Quindi è importante creare delle occasioni con le scuole o con i vari centri culturali che abbiamo qui in zona, insomma, delle occasioni dove i ragazzi possano conoscere le varie possibilità che hanno, l'astronomia nel nostro caso, l'ambiente, il territorio, piuttosto che diverse attività magari meno conosciute di altre, e creare occasioni dove loro possono conoscere ed emozionarsi per quello che gli racconti. Certo, chi glielo racconta glielo deve raccontare da emozionato, portando l'emozione genuina, perché altrimenti, insomma, a fare la semplice, tra virgolette, spiegazione fine a se stessa, insomma, forse è un po' poco. Se chi racconta invece racconta proprio con spirito, con la stessa emozione, no, della prima volta, delle prime volte quando noi abbiamo incontrato l'astronomia, nel nostro caso appunto, forse riusciamo a portare qualcuno a comprendere che può essere davvero una grande emozione, e quindi è fondamentale assolutamente. Senti Lorenzo, non è però che l'emozione arriva se hai passione. Io mi appassiono di qualcosa e prima o dopo questa emozione arriverà, però devo avere la pazienza di aspettare, e qualcuno dice che i giovani invece vogliono tutto subito. Ecco, tu come rispondi? Cioè, io ho la passione, mi sono emozionato, sono riuscito ad arrivare, però ho fatto un percorso che vuol dire anche sacrificio, vuol dire impegno, cioè non è che le cose nascono e piovono dal cielo come la stella da sera alla mattina, ti devi appassionare, devi studiare, devi impegnarti e poi alla fine arriva l'emozione. Cosa dici Lorenzo? Sì, io penso che i giovani abbiano bisogno degli stimoli giusti, perché è vero, i giovani oggi sono abituati un po' ad avere tutto subito, perché anche con i social, ci sono molti social che danno per esempio video molto brevi dove si ha tutto subito, però alla fine non ti rimane niente di quei video lì, non impari niente. E nel mio caso è stato proprio che sono andato all'osservatorio una volta e fin da subito mi ha emozionato la cosa. Fin da subito la cosa mi ha preso, cioè non è stato tanto un
ok, adesso inizio, non mi sta appassionando più di tanto, poi pian piano magari mi appassionerà. Per me è stato qualcosa di immediato così, ma secondo me perché proprio ho avuto gli stimoli giusti, cioè ho visto una struttura che dava lo spazio giusto ai giovani, valorizzava i giovani e quindi ho capito che quello era il posto giusto per me. Senti Lorenzo, tu hai detto una cosa importante, io è anni che dico che forse queste lezioncine che si fanno in classe anche col mondo del volontariato e con tante realtà, forse non vi intrigano più di tanto. Nel momento invece che noi vi accompagniamo su percorsi, ad esempio l'astronomia, a vedere, ecco, riusciamo a captare la vostra sensibilità, la vostra anche, curiosità, e poi ognuno si appassiona, perché io penso che ormai queste lezioncine in classe sono questo, faccio questo, non è che vi intrighino più di tanto, perché ormai, a parte che siamo tantissimi, ma soprattutto non riescono a catturare la vostra emozione. Cosa ne pensi, Lorenzo? Sì, sono d'accordo. Per esempio, io noto nella differenza tra le materie che faccio che l'interesse che ho per una materia dipende tanto da come il professore spiega, da come il professore si pone. Per esempio io ho professori che tendono a stare sempre seduti, sempre fermi, e quelle lezioni lì annoiano molto di più, ma perché proprio è come ascoltare proprio una voce ma senza vedere qualcuno che si muove, qualcuno che spiega in maniera attiva. Invece altri professori che magari ci fanno fare cose più pratiche, magari stanno in piedi così ci indicano la lavagna, ci tengono attivi, ci tengono svegli, e quelle lezioni lì risultano molto più interessanti, nonostante non sia l'argomento che non interessi, ma sia proprio il modo in cui si pone il professore. La persona. Sì, quindi penso sia anche il modo in cui si fa lezione che sia un fattore molto importante per l'interesse che poi c'è da parte degli studenti. In effetti l'ho osservato anch'io quella volta che sono stata invitata su 2 istituti, invece di andare alla cattedra sono seduta in mezzo a loro e loro mi hanno guardato e come qui. Ho detto io devo stare qua con voi, devo ascoltare voi, non devo andare là non c'entra niente, sono un'altra cosa, io voglio che siate voi a dirmi. E forse sono riuscita proprio, come dici tu, a catturare quell'attenzione che loro aspettavano, perché loro devono essere i protagonisti, voi volete essere i protagonisti, sbagliando magari, ma però essendo e provando a fare il protagonista. Cosa dice il direttore? Lasciamoli un po' liberi sti ragazzi di provare, di sbagliare, di incuriosirsi, il perché fin da bambino, il bambino quando riesce a parlare la prima cosa che dice perché? Perché è curioso, vuole sapere, bisogna spiegare il sì e il no. Invece siamo tutti di fretta e questi perché molte volte non vengono spiegati, il bambino si arrabbia, allora inizia a fare i capricci e va. Invece perché vanno spiegati il sì e il no. Questo percorso è questo, vieni che te lo spiego e poi decidi cosa vuoi fare. Prego, direttore. Guarda, Mirella, mi trovi perfettamente d'accordo con queste tue parole, perché è proprio il fulcro del nostro ospitare i giovani presso la nostra struttura, che è il Marsec. Noi fin da subito, ovviamente dopo delle accortezze di conoscenza che devono avere giustamente per lavorare in sicurezza e con competenza, ma poi loro, e Lorenzo lo può testimoniare, loro fin da subito mettono le mani in pasta, no? Su quello che si fa, mettono le mani sui computer, sugli strumenti, perché è giusto così, è giusto che provino guidati nel modo corretto, ma è giusto che provino, è giusto che l'attenzione sia loro, che provino per la prima volta magari anche a fare un qualcosa, ed è forse da queste prime volte, da queste prime occasioni che possiamo poi strappare loro qualche emozione, come si diceva prima, qualcosa che poi li porta a davvero a portare avanti queste attività. E credo che anche nel percorso di Lorenzo sia stato insomma un punto importante l'arrivare all'osservatorio, conoscere, provare un'emozione, provare un'esperienza che poi, unita alla sua costanza, alla sua serietà, al suo impegno, ai sacrifici, come dicevi prima, che non mancano mai, l'hanno portato insomma al risultato. Ed è questo l'appello che vorremmo fare anche a quei giovani o a quei nonni che magari hanno appunto dei giovani in casa, spronarli, accompagnarli fuori. Dopo il Covid abbiamo avuto insomma questo anche a livello turistico, credo poi la Presidente eventualmente possa intervenire su questo, una diminuzione del fuoriuscire dalle abitazioni, perché ci hanno abituato che stare in casa si sta bene lo stesso, invece dobbiamo spronarci ad uscire, a come diceva la Presidente, a conoscere il territorio, a conoscere le occasioni, a conoscere la bellezza che sta sia nella natura, nella montagna, nel territorio, e anche chi in questo territorio, come il Marsec, come tante altre strutture, ci lavora, ci vive e ci crea magari delle attività particolarmente interessanti. Senti direttore, non sei una donna, perciò posso chiedere quanti anni hai?
Io ho 29 anni. Allora, voi l'avete visto? L'avete ascoltato? Questa serietà, questa compostezza, però quella anche di avere le idee chiare. Sbaglio, Presidente Farenzena? Cosa dice di questo ragazzo di 29 anni? Mi sembra di parlare con uno di 50, ma per la competenza, la serietà, non perché proprio sbaglio, ho questa sensazione di parlare con una persona adulta, nel vero senso della parola, perché si può essere adulti a 20 anni e si può essere bambini a 50, non è l'età. Cosa dice, Presidente? Ho io questa sensazione o anche lei? No, beh, anch'io sono rimasta personalmente molto affascinata perché, dico una cosa, sono un'appassionata di aerospazio, ho fatto una tesi sull'aerospazio, ho fatto anche un periodo all'Agenzia Spaziale a Parigi, l'Europea, e sentire questa cosa della stella, vedere questo ragazzo, anche Lorenzo, così appassionato, così determinato, mi dà speranza, no? Perché alla fine poi il cuore, la passione sono quelli che muovono tutto, no? E quindi sono veramente contenta di ascoltare queste parole. Onestamente, cioè mi affascina e mi rende felice anche l'approccio del direttore nei confronti dei giovani, perché i giovani secondo me hanno veramente bisogno di trovare un po' la loro strada, la loro passione, ma soprattutto l'emozione, perché l'emozione è quella che ti manda avanti anche quando stai facendo fatica e la passione è quella che non ti fa sentire la fatica. Quindi sono dei concetti che secondo me stiamo un po' perdendo, ma sono fondamentali in qualsiasi lavoro e in qualsiasi ambito della vita. Allora speriamo, ecco, che lei vada a trovarli, ecco, venga a conoscere questa realtà che abbiamo. Lo farò. Ecco, vi metterò in contatto, così scambierò le mail, così, perché trovo molto importante anche incontrarsi, ecco, avere delle idee diverse, vedere cosa c'è nel territorio. Io sono convinta e molte volte mi dicono proprio avrei piacere di incontrare l'ospite che avevo, non lo sapevo e mi fa molto piacere. Allora andiamo a vedere un altro video di questa meraviglia che sono le nostre Dolomiti, proprietà dell'UNESCO. Vorrei capire anche l'UNESCO, magari se fosse anche più forte, perché è bello UNESCO, ma andiamo a vedere. Custodi di un ambiente che cambia sono anche e soprattutto i gestori di rifugio. Qui abbiamo anche il centro delle Dolomiti dell'UNESCO. Noi siamo qua dal 93 con la mia famiglia. Dal 53 c'era qua mio papà e mia mamma che hanno fatto 40 anni. Perciò sono 29 anni noi e 40 anni mio papà e mia mamma. 69 anni. I primi anni che eravamo qua noi era tutto verde, tutta la valle verde, la malga qua stessa aveva una quarantina di mucche che adesso ne ha pochissime, perché coi temporali e quelle cascate di acqua che fa ha portato giù una montagna di ghiaia e perciò la valle è cambiata anche rispetto agli eventi atmosferici. Loro parlavano del caldo che ha fatto a giugno, io invece dico che non è il caldo di giugno, è il caldo che è venuto qua, che è venuto fuori da 20 anni in qua. È importante che questa sostenibilità venga condivisa dalle comunità locali, perché queste Dolomiti, queste montagne non sono soltanto un patrimonio mondiale, ma prima di questo sono un patrimonio locale. E quando dico patrimonio locale significa che anche queste comunità e le genti che vivono su queste montagne devono davvero riaprire gli occhi e prendere consapevolezza di un'importante salvaguardia di questo territorio. Immaginate la situazione che noi stiamo utilizzando lo smartphone a fare i video eccetera eccetera, è inverno, c'è meno 20, no? Abbiamo il 5% perché abbiamo appena finito di postare, ok? Succede l'incidente, stiamo chiamando, si aggancia al 112 e iniziamo a raccontargli che abbiamo preso la macchina da Padova, siamo venuti su, ok, esatto, ok? Dove siamo e che cosa è successo? Promuovere la prudenza in montagna è prioritario, soprattutto all'inizio della stagione estiva, e questo che ha indotto l'Associazione Rifugi del Trentino, la SAT, il Soccorso Alpino, Trentino Marketing, le Guide Alpine, la Fondazione Dolomiti UNESCO a promuovere una giornata di formazione sulla prudenza in montagna che si è svolta su più location per istruire i frequentatori della montagna sul trekking, le ferrate, le arrampicate, la gestione della sicurezza in caso di neve. Noi abbiamo scelto di seguire l'iniziativa che riguarda il trekking che ci ha portato verso il rifugio Treviso sulle Pale di San Martino.
Possiamo scegliere forse il venerdì per la domenica per sapere il tempo, perché abbiamo a quel punto il 40% di possibilità. Anche sui tempi di percorrenza non è oro colato quello che ci danno le tabelle, è tutto rapportato al valore individuale. Magari avete la necessità di segnalare all'elicottero la vostra posizione, qualcuno di voi lo sa? Alziamo le mani in alto così come gli S, ok? E se siete bravi guardate anche la direzione del vento, ok? Che deve soffiare sulle vostre spalle. ABC dell'escursionismo quest'oggi. Esatto, l'ABC dell'escursione l'abbiamo vista questa mattina, quindi parte già dalla previsione e la pianificazione del nostro itinerario a casa. Quante volte può capitare di sottovalutare l'escursione e di sopravvalutare le proprie invece capacità? Ahimè succede diverse volte nel corso dell'estate di dover andare a soccorrere persone che hanno frequentato un itinerario al di sopra delle loro possibilità, proprio perché è mancata quella che è l'ABC che abbiamo visto questa mattina e viene sottovalutata la montagna. E sempre di più arriva in montagna gente che invece non ha una cultura della montagna, non è sufficientemente attrezzata e preparata per conoscerne un po' i pericoli o per prevenire il più possibile i pericoli. La montagna di per sé offre sempre una parte di rischio e in effetti quando siamo in escursione condividiamo questi pericoli. Ecco, questo è un fatto importante, cioè siamo tutti nello stesso ambiente e qui incominciamo a lavorare anche sulla fiducia che c'è in un gruppo, affidandoci anche a delle persone qualificate e competenti. Ricordiamo che in gioco non c'è solo la propria sicurezza, ma anche quella di chi poi ti deve venire a prendere. Facendo parte dell'emergenza andiamo in situazioni dove il pericolo è imminente, no? Dal problema in via ferrata, dal problema in parete o comunque dal banale problema che può essere il recupero della caviglia, ma con condizioni meteo critiche. Tutte le istituzioni della montagna, SAT, Associazione Rifugi, Guide Alpine, Soccorso Alpino e Dolomiti UNESCO parlano la stessa lingua, lanciano un messaggio di andare in montagna, sensibilizzare ad andare in montagna, ma nello stesso tempo avere attenzione e rispettarla. Vediamo se Vladimiro ha aspettato, era troppo bello sto video, lo dovevo mandare. Vladimiro, ci sei? Ma certamente le montagne sono bellissime. Sapete che prima o dopo vi do la linea, ma capite che devo mandare anche questi video. Vai Vladimiro! Sì, vado a scheggia. Allora, mi ricordo che questi caldi qua estivi impressionanti, nel mese di luglio-agosto, una volta a settimana o anche due, vado in stazione prestissimo, prendo il primo treno, cambio o a Padova o a Mestre e poi scendo o a Belluno o a Calazzo. Belluno città o Calazzo più ciclabile che va a Pieve di Cadore. Adesso là 3, 4, 5 ore e poi torno a casa. Mi posso giurare e garantire che stare 4-5 ore invece deve stare come qua a Rovigo a 32-34 gradi affosi, che è impossibile, stare a 26-27 gradi aerati e freschi è una pacchia. Premessa, aumenterà sempre di più le persone che vanno in montagna, perché a montagna è bella ed è anche fresca, c'è una questione climatica. Ovviamente aumentando le persone arriva anche gente inesperta. Secondo me quello che deve fare e persone come la signora collega o quel che si vedeva nel filmato è accogliere queste persone che arrivano e insegnarle, perché così aumenterà sempre di più il numero delle persone che va in montagna, apprezza la montagna, ama la montagna e la vuol difendere. È quello che è successo sul Delta del Po, che 60 anni fa era molto meno gente di adesso ed è più affollamento, ma però sta a capire la bellezza e la delicatezza del Delta del Po. Ti ha ospitato qualche mese fa il sindaco di Loreo, che è anche presidente dell'ente Parco Delta, e lui ti ha confermato quello che ti ho detto riguardo il Delta del Po. Ciao, grazie per l'ospitalità, Mirella. Grazie a te Vladimiro, ecco, grazie anche per aspettare quando poi vi passo la linea, siete proprio bravi, ma capite video, ospiti, telefonate. Allora, Presidente, come commenta sia il video che abbiamo visto che le parole di Vladimiro, ma soprattutto la mia parola, l'UNESCO, patrimonio UNESCO. Ecco, io vorrei, Presidente, che quando si diventa patrimonio UNESCO
l'UNESCO non desse la possibilità a qualcuno poi di fare degli scempi enormi, anche se è patrimonio UNESCO. Ecco, una voce forte, sì, patrimonio UNESCO, però poi vediamo cosa succede. Sto parlando della perla delle Dolomiti, naturalmente, e tutto quello che ci gira attorno. Non so se rimarrà la perla o se diventerà qualcos'altro. Cosa ne pensa, Presidente? Io ci sono alcuni punti su dove non vorrei assolutamente fare polemica, perché bene, fondamentale e importante insegnare alle persone ad andare in montagna, ma dobbiamo essere consapevoli che le persone non si informano sul territorio, si informano sui social, e finché determinati tra virgolette informatori non saranno un attimino ridimensionati e non avranno una comunicazione volta al realismo, noi avremo sempre dei problemi. Cioè, le persone guardano sui social puoi andare sull'Everest e sembra la cosa più facile del mondo. Questo chiudo perché, ripeto, non voglio fare polemiche, ho la mia personale opinione, e da una parte spingiamo che dobbiamo fare sicurezza, dall'altra parte spingiamo delle persone che io non sono convinta possano essere un buon ambassador per la montagna, secondo me, perché la montagna è sacrificio. Poi ho visto anche il centro geografico delle Dolomiti, che ho voluto io personalmente quando ero in amministrazione, ed è stato una guerra, perché pareva una stupidaggine, no? Invece è fondamentale che nel territorio ci sia questo punto esatto, perché il centro geografico delle Dolomiti è una meta importante. Per l'UNESCO bisognerebbe sì avere anche tutela di non fare scempi. Nel nostro territorio siamo molto molto fortunati, perché non è che abbiamo tantissimi posti letto, non abbiamo delle costruzioni selvagge, e quindi mai dire mai, Presidente, meglio che preveniamo, Presidente, è difficile. Meglio che preveniamo, Presidente, sì, perché stanno facendo le stanze panoramiche, Presidente. No, ma guardi, io le dico una cosa: abbiamo un sacco di patrimonio come i fienili, le case antiche che cadono a pezzi. Diamo la possibilità alle persone di ristrutturare senza avere sti 4 paletti, perché ristrutturare ti costa 4 reni, non uno solo, e rischiamo di trovarci paesi con costruzioni nuove, ripeto, magari mega galattiche e mega oscene, e perdiamo tutto il nostro patrimonio architettonico. Qua voleva arrivare, case. Presidente, finalmente, no? Che l'ha detto. Guardi che non è per mettersi, non vuole fare polemica, guardi a iniziare anche a parlare, sa, Presidente. Ma io ho fatto perché polemica, sei brava, perché se tutti stiamo zitti, cosa dici, Lorenzo? Per te cosa vuol dire UNESCO, ad esempio, patrimonio UNESCO? Allora, Dolomiti patrimonio UNESCO, colline Valdobbiadene patrimonio UNESCO, e poi vediamo cosa succede. Prego. Sì, penso che sia importante preservare questo territorio, ma sia importante preservare la vera natura di questo territorio. Cioè, non cercare di, per incentivare il turismo, distruggere quel che è la vera essenza del territorio effettivo. Cioè, sono completamente d'accordo con quello che è stato detto finora dalla Presidente. Bisogna cercare non di circonnavigare per trovare poi la possibilità di fare quello che voglio, ma se è patrimonio dell'UNESCO tu non mi devi toccare, perché è una cosa importante. Direttore, cosa dice? Mi trovi d'accordo, e soprattutto bisognerebbe, a maggior ragione nei territori protetti come quelli dell'UNESCO, fare appunto turismo educato, ma educato nel modo corretto, quindi da guide esperte, da persone esperte. Spesso mi trovo pienamente d'accordo con quello che diceva la Presidente, spesso questi nuovi informatori, chiamiamoli così, che troviamo sulle piattaforme social, magari semplificano un po' troppo le cose, o meglio, le rendono così tanto semplici che la gente si sente autorizzata a fare un po' quello che gli passa per la testa la domenica mattina, senza prendere in considerazione una serie di precauzioni. Però sì, posti riconosciuti dall'UNESCO sono importanti, il riconoscimento UNESCO è un riconoscimento importante che dà un valore di un certo tipo ancora aggiunto al territorio e che sicuramente attira turismo, ma che sia un turismo sostenibile e educato soprattutto. Senta, direttore Lorio, un'altra cosa importante che voglio capire: come vede i giovani dalla sua angolazione, questi giovani che si impegnano e che forse non vediamo abbastanza, non li ascoltiamo abbastanza, sono chiusi a riccio, ma poi quando riesce a entrare, ecco, sono delle fontane incredibili. Ecco, cosa vede? Com'è dalla sua angolazione il mondo giovanile?
Secondo me è un mondo di risorse, risorse che bisogna ogni tanto stuzzicare nel modo giusto, stimolare appunto per evitare queste chiusure a riccio, come dicevi poc'anzi, ma che nel momento in cui riusciamo a stimolare la corda giusta, insomma, no, possono davvero poi dare un sacco, avere loro per primi e dare un sacco di soddisfazioni e conoscere magari anche appunto cose che prima magari non conoscevano. Ecco che quindi torno al discorso che facevamo prima, ovvero permettiamo a questi giovani e a questi ragazzi di conoscere, perché conoscendo possono stimolarsi e quindi possono essere le risorse che ne abbiamo davvero tanto bisogno per il futuro, perché altrimenti lo vedo abbastanza scuro. Senti Lorenzo, tu hai detto una cosa importante, io ci tornerei su questa cosa perché spero sempre che qualcuno riesca a capire quando parlate. Tu hai detto, se io non andavo a vedere l'osservatorio, chissà mai se sarei stato intrigato o appassionato, se avevo questa lampadina però non era proprio accesa. Quanto è importante invece è andare sul posto, conoscere, poi ognuno fa le proprie riflessioni, mi piace, però ho visto, ho toccato. Quanto è importante per voi toccare con mano, vedere, conoscere, vedere anche realtà che mai avresti immaginato? Secondo me è molto importante, infatti non è lo stesso effetto che magari quando si vede sui social qualcosa, cioè io sono salito all'osservatorio che ancora non ero entrato nei social perché ero alle elementari, non avevo neanche un cellulare. Però secondo me non è lo stesso effetto di andare lì nel luogo, vedere i telescopi, vedere tutto dal vivo, che magari uno vede sui social, magari così vede l'osservatorio dai social, si appassiona di astronomia dai social, perché lo stupore non è lo stesso, attraverso lo schermo non è lo stesso. Adesso quello che si rischia magari, sento magari dei miei coetanei che mi dicono che magari vedo qualcosa al telescopio e dicono ma su Google lo vedo meglio, grazie, però l'emozione non è uguale di mettere l'occhio all'oculare e di vedere una cosa effettivamente, cioè non la vede alla stessa maniera, non la vede alla stessa maniera, però è totalmente un'altra cosa, cioè tu stai vedendo qualcosa che la luce che è partita da quell'oggetto lì è partita anche migliaia di anni prima, quindi stai un po' viaggiando nel tempo guardando il telescopio, cioè secondo me è una cosa veramente affascinante. Non è che però quello che dice il tuo amico, nel senso, guardo su Google, certo che guardi su Google, perché non vuoi impegnarti? Perché sei pigro? E sempre lì torniamo che grazie ai social è tutto così semplice, tutto così veloce, ma effettivamente guardando su Google non ti stai appassionando effettivamente su quello stai solo guardando ma non appassionando. Stai guardando e non osservando. E non ti emozioni, è questo il problema. Allora sentiamo anche cosa ne pensa la Presidente veramente di queste parole importanti che stiamo ascoltando di questi giovani, forse portarli anche di più a fare queste gite, a conoscere la natura, a conoscere le Dolomiti. Io sono convinta che tanti non sanno neanche dove sono le Dolomiti. Scusa Lorenzo, te lo dico, ma è come quella volta per strada ho fermato un ragazzo, ho detto scusa mi indichi così Cassugana, ho detto cos'è Cassugana? Come non sai cos'è Cassugana? No, è il municipio, il municipio, però non si chiama Cassugana per lui, si chiama hai capito? Cioè sono lontani anni luce da quella che è la realtà che hanno a due passi. Magari fare anche i centri estivi su questi posti meravigliosi. Cosa dice il Presidente? Ma io sono più per la pratica delle volte che per la grammatica, no? Nel senso che a volte toccare con mano, vivere l'emozione è più importante che guardarla sul libro. Poi delle volte sì, non è neanche sempre facile perché credo che anche per gli insegnanti così, sì, non voglio fare l'avvocato del diavolo, ma comunque organizzare delle gite fuori e delle cose più, diciamo, concrete non sia facilissimo. Però sì, è importante portare i giovani sul posto perché magari chi di natura non ha proprio voglia non ce l'avrà mai, però tantissimi sono appassionati, ma anche i bambini quando vengono qua in vacanza sono attenti, guardano l'acqua del ruscello, perché noi diamo per scontato anche quello, invece no, è importante proprio andare e vivere le esperienze in prima persona. È importante sapere la storia, è importante avere una cultura, questo sì, però è importante vivere, essere un pochino anche pratici ogni tanto nelle cose. Eh sì, anche perché li portiamo pure a fare questi viaggi turistici che vanno benissimo, li portiamo in Francia, li portiamo in Inghilterra, li portiamo anche su luoghi che meritano altri paesi di essere visti. Però se visitassimo un po' di più anche il nostro territorio, cosa dici Lorenzo? Non sarebbe male questa scuola che si sposta, ma perché devo fare sempre tutto a scuola? Perché ormai a scuola si fanno gli orti sociali, perché a scuola ormai si fa tutto, ma io ho bisogno anche di staccare la spina, fare quella cosa, magari confrontandomi con altre realtà. Cosa
dici Lorenzo? Non è che sia troppo tutto a scuola, solo a scuola, perché così evito il trasporto, evito i costi, no, non va bene secondo me. Prego Lorenzo. Sì, sono d'accordo, infatti per esempio secondo me sarebbe tutta un'altra cosa se con biologia magari si studiassero magari cose magari della montagna, così e poi si facesse un'uscita apposta con una guida dedicata per vedere effettivamente, perché come per esempio lo è con arte. A me storia dell'arte non è una materia che mi appassiona tanto, però sono stato in gita a Roma, ho visto alcune opere che avevo studiato e è stata tutta un'altra cosa, cioè mi interessava molto di più nonostante alla fine non sia proprio la mia materia, storia dell'arte, e quindi secondo me è la stessa cosa con tutte le altre materie, quindi se si facessero più uscite dove si vede concretamente quello che si sta studiando, i ragazzi si appassionerebbero di più. No, guarda, questa intervista poi chiamo direzione e la mandiamo sui telegiornali. Avete sentito cosa ha detto? Ho capito che ci sono dei costi, dei problemi, però li troviamo più dove vogliamo i soldi per fare quello che vuole qualcuno. Allora troviamoli per cercare di dare risposte a questi ragazzi. Direttore, cosa dici? Importanti le parole di Lorenzo? Belle, importanti e molto significative. Fare esperienza di qualcosa vuol dire mettere insieme un po' tutto quello che abbiamo detto fino adesso. No? L'esperienza è emozione, l'esperienza è conoscenza, l'esperienza è qualcosa che mi muove. No? La scuola secondo me può fare molto, deve fare molto, dall'altra parte però deve essere anche aiutata. Gli insegnanti non devono essere dei burocrati, no? Impegnati a compilare documenti, ma devono essere appunto persone che stimolano, e spesso oggi purtroppo non per colpa degli insegnanti ma per colpa del sistema, insomma, no? Che scolastico molto macchinoso, sono impediti magari nel fare queste uscite proprio perché diventano una questione solo di documenti. Invece fossero un po' aiutati, no? Per loro primi a spronare poi i ragazzi, secondo me sarebbe molto più semplice. Sentiamo come conclude la Presidente Lucia Farenzena questo colloquio che abbiamo avuto, questo scambio di opinioni, questi ragazzi che meritano tanta attenzione, perché veramente guardate che sono degli esempi bellissimi. Prego Presidente. Beh, io sono contenta perché sono pro giovani nella mia, azienda. Io sono la più anziana e ho 45 anni e credo veramente nel potenziale dei giovani, e devono essere spronati, aiutati, accompagnati, ma soprattutto io cercherei di far il possibile perché iniziano a credere in loro stessi, no? Perché io ho un po' questi ricordi dei voti di scuola e tutto, poi sì, mi sono laureata, non è che sono una traumatizzata, però si tende sempre a identificarsi con un voto, no? E a definire delle cose un po' di serie A e di serie B. Invece i giovani secondo me devono seguire le loro passioni, ma devono anche provarle, quindi è più importante ogni tanto stare fuori che stare in classe lì seduti ad ascoltare, convinti che quella non sia la propria strada, no? Io sono convinta di questo, e quindi sono una grande sostenitrice dei ragazzi, e appena posso li incoraggio tutti a seguire i propri sogni, perché è la cosa fondamentale. Poi una volta va bene, una volta non va bene, però bisogna provarci sempre, ma non sia mai vicino le persone che ti dicono prova e fai, ma sempre quelle che ti dicono oh Dio mio stai attento. No, bisogna prendere il volo, poi ogni tanto si fa una piccola caduta, ma insomma dopo si va avanti e si riparte, no? Come ci saluta Presidente, cosa vuole dire sia a Lorenzo che a Stefano Lora, a Lorenzo Sassaro e Stefano Lora? Beh, io vorrei dire a Stefano Lorenzo grazie veramente per quello che fate, perché è un messaggio, cioè una cosa bellissima, il messaggio che date è importante. Vorrei dire a Lorenzo di continuare, di scoprire cose nuove, perché se lo merita, e veramente vi auguro ogni bene con tutto il mio cuore. Grazie. Grazie alla Presidente Lucia Farenzena, Presidente Consorzio Turistico Marmolada, di essere stata con noi. Lorenzo, come ci saluti? Beh, ringrazio la Presidente per le parole dette a noi. E sono contento di quello che è venuto fuori stamattina, perché credo che siano venute fuori veramente delle parole importanti e degli spunti veramente importanti. Grazie Lorenzo, sentiamo Stefano Lora. Io ringrazio te Mirella per averci invitato qua, ringrazio la Presidente che invito, se vuole venirci a trovare, davvero volentieri, quando ha piacere. Insomma, noi siamo sempre aperti a incontrare realtà e
e strutture del territorio con le quali si possa fare rete. Ecco, credo che fare rete e far fare esperienze siano un po' le due parole che potrebbero un po' riassumere quello che abbiamo detto stamattina. Grazie a Stefano Lora, direttore appunto della didattica e della divulgazione MARSEC, Marane Space. Grazie a Lorenzo Sassaro, ricercatore e divulgatore, che ha scoperto questa stella variabile, così anche i nonni hanno capito cosa vuol dire stella variabile. Grazie, bellissimo, pubblicità. Matrimonio no grazie. L'Italia è tra i paesi al mondo con meno unioni rispetto al numero di abitanti. Allora, ne parleremo questa mattina con altri ospiti veramente graditi. Una è Chiara Fraccarovo, non so se ve la ricordate, che di matrimoni se ne intende, che saluto, che è qui vicina alla Mirella. Grazie Mirella. E invece abbiamo anche collegata l'avvocato Federica Suine, consigliere Unione Piccoli Proprietari Immobiliari di Treviso. Grazie anche a lei di essere qui, avvocato, perché è veramente importante confrontarsi anche con Chiara. Ecco, questi ragazzi che cercano di mettere su famiglia, ma che costi, che prezzi, e la casa? Sempre di più. E la casa? Allora Chiara, spieghiamo cosa fai, chi sei e perché sei qua questa mattina. Allora, intanto grazie Mirella per l'invito. Io sono appunto una wedding event planner, quindi organizzo matrimoni ed eventi, principalmente in Veneto, ma comunque anche in tutta Italia. Noi ci occupiamo appunto di realizzare i sogni delle persone, appunto assieme anche a chi vende case, anche un matrimonio è il sogno che solitamente due persone appunto lo immaginano, lo pensano da una vita, e quindi la nostra abilità è proprio quello di renderlo concreto e far sì appunto che questo sia possibile, facendo vivere un momento indimenticabile e soprattutto senza stress, che è la cosa che più ci chiedono appunto i nostri clienti, vogliono viverlo con serenità. Poi i matrimoni sono cambiati tantissimo negli anni perché abbiamo numeri sempre più ristretti, quindi quando ho iniziato io circa 10 anni fa avevamo matrimoni dalle 150 persone in su, invece adesso la media è di 60, 70, massimo 80 persone, quindi un drastico calo, proprio perché, come hai detto anche tu, una delle motivazioni principali è proprio il budget, quindi tutto è aumentato soprattutto dopo il Covid, e anche appunto queste nostre coppie devono fare delle scelte, soprattutto se poi hanno in mente anche di acquistare casa, di fare famiglia e altro, dobbiamo stare ben attenti, però abbiamo tutti gli strumenti per realizzare appunto questi sogni nel migliore dei modi anche. Senti Chiara, ma la prima cosa che una coppia fa quando pensa di mettere su famiglia non è la casa, prima di tutto devo trovare la casa, sì. Tutto il resto viene dopo, sì. Però la casa, ecco, cosa senti, cosa dicono, che prezzi ci sono secondo te? Altissimi, io ne so qualcosa perché appunto anch'io ho fatto casa appunto qualche anno fa, e quindi poi sai, anche qua realizzi un sogno che è quello della casa, che quindi poi pensi anche alla famiglia, al star bene eccetera, e poi hai tutte le rinunce da fare, perché questo comporta veramente un grande sacrificio, una soddisfazione immane, però un grande sacrificio. Sentiamo cosa ne dice anche l'avvocato. Devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, Chiara conosce. Allora, avvocato, cosa ci dice questa coppia che fa fatica, non sempre è realizzabile, costi altissimi, sia per quanto se fai anche un mutuo, ma anche se vai in affitto, appartamenti che delle volte dico mamma mia, ma meritano tutti questi soldi o no? Prego, cosa ci racconta, avvocato? Mi sente, avvocato? Grazie Mirella, che è un tema...
Sì, la sento. Perfetto, prego. È un tema importantissimo e che noi sentiamo molto anche nelle associazioni. Anche Lupi è in prima linea proprio per cercare di dare risposta anche a questo problema, che è quello proprio delle giovani coppie. Abbiamo visto l'aumento dei tassi dei mutui, che quindi molto spesso scoraggiano l'accesso all'acquisto della casa da parte di queste giovani coppie, che quindi poi si riversano sul mercato delle locazioni, che sono in questo momento in grandissima sofferenza anche loro, sia per l'aumento dei prezzi, sia per la sostanziale diminuzione anche degli alloggi che vengono messi a disposizione dell'affitto abitativo semplice. Oggi abbiamo un aumento esponenziale delle abitazioni adibite ad attività turistica e quindi sottratte al mercato della locazione. A questo naturalmente si accompagna un sostanziale aumento dei prezzi, per cui canoni di locazione che soprattutto nei centri delle città più grosse, ma anche dei comuni magari limitrofi a grossa vocazione turistica, hanno degli aumenti importanti e le giovani coppie risentono moltissimo di questo. Le associazioni e i comuni si stanno mobilitando e muovendo in questo ambito, che non riguarda persone con difficoltà, ma riguarda proprio persone che, pur potendo accedere al mercato della locazione, fanno fatica a trovare soluzioni abitative idonee con prezzi che consentano la sostenibilità della famiglia che si va creando. Stiamo parlando di persone giovani, magari figli, e quindi con stipendi non elevati da potersi permettere canoni così elevati, ed è un problema che noi iniziamo a rilevare sempre maggiormente. Senta, avvocato, cosa ne pensa di questa proposta che è stata fatta da qualcuno al governo, non facciamo nomi perché siamo ancora in par condicio, ecco, di fare questo condono, qualcuno lo chiama, questa sanatoria per mettere a posto questi appartamenti che non sono regolari e poi metterli in vendita? Cosa ne pensa? Ha sentito dei pareri favorevoli? Cosa ha sentito? Allora, tutto va preso nel giusto modo. Abbiamo delle pressioni che ci derivano dall'Unione Europea, abbiamo una direttiva Case Green che ci imporrà nei prossimi anni di adeguare un elevato numero di immobili, tanto pubblici quanto privati, e di adeguarli a un progetto di efficientamento energetico sempre più elevato e sempre più costoso. Quindi questo rischia, in assenza di stanziamento di fondi adeguato, di ripercuotersi nuovamente sui piccoli proprietari e creare un ulteriore balzello. La questione del condono invece riguarda tutti quegli immobili che sono affetti da piccole e grandi irregolarità, e anche qui bisognerà vedere come verrà sviluppata la normativa e abbiamo visto, insomma, con l'esperienza del 110 che ci sono sempre delle problematiche che si nascondono dietro queste iniziative, che potrebbero apparentemente sembrare un'operazione, insomma, che a tutela del patrimonio, e invece tante volte si sono verificate invece essere foriere di problemi molto più grossi e molto più costosi per i proprietari stessi. Che qui dobbiamo un attimo vedere come verrà affrontata le due posizioni, come verranno affrontate a livello politico, per capire se sarà un beneficio per i proprietari e quindi potrà aiutare a mettere sul mercato nuovi immobili da destinare alle locazioni o a compravendite future, per sbloccare un pochino il mercato che in questo momento soffre il periodo particolarmente.
E ha fatto bene, avvocato, a dire questo, perché abbiamo già il 110 e dobbiamo ancora superare questo trauma per molte famiglie, e ci mancava anche che adesso facessero ancora, in attesa di una verifica certa e sicura, ecco, questo blaterare, e poi qualcuno rimane magari col cerino in mano e si è già scottato una volta, vorrei che non si scottasse più. Ha fatto bene veramente a dirlo, avvocato. Un'altra cosa importante, ma non è anche la tassazione, forse una tassazione troppo alta per questi piccoli proprietari, perché io sentivo l'altro giorno qualcuno che diceva: ma che mi fa, Mirella, prendere ancora appartamenti con le tasse che abbiamo? Parlo sempre del piccolo, non del grande, ecco, il piccolo che una volta investiva, prendevo 1, 2, 3 appartamenti, cioè è impossibile. Cosa dice, avvocato? Cosa sta succedendo? Perché bisognerà pure che si sblocchi qualcosa, cioè questi soldi in banca nessuno ha più coraggio di investirli, li tiene nel gruzzo, ma con quello che è successo anche con le banche, qui non ci si fida mai di niente e di nessuno, perché dobbiamo stare attenti. Prego, avvocato. Ha ragione, la questione della tassazione, dell'imposizione fiscale sull'immobile, sulle locazioni è un altro tema molto scottante. Abbiamo una tassazione molto alta, soprattutto se abbiamo riferimento alle locazioni per esempio ad uso non abitativo, quindi una delle battaglie che si sta portando avanti è quella di cercare di far approvare il regime della cedolare secca anche sugli immobili non abitativi, quindi sulle locazioni dei negozi piuttosto che delle attività, per poter rilanciare un pochino anche quegli aspetti, perché altrimenti si rischia di trovare i centri storici chiusi e che nessuno ha neanche più il coraggio di riaprire per un problema proprio di costi e di tassazione. E lo stesso vale per il piccolo proprietario degli immobili abitativi, che si ritrova vessato da una tassazione sempre crescente e che di contro appunto non ha magari un servizio o dei servizi adeguati rispetto a quello che paga. Ecco perché appunto anche gli adeguamenti che impone l'Europa rischiano di diventare un ulteriore carico sopra i piccoli proprietari, perché questi costi, se non verranno stanziati degli aiuti, dei bonus, delle agevolazioni, rischiano di ricadere ancora una volta sulla testa dei proprietari, e quindi diventare veramente diventa quasi antieconomico tenere o acquistare immobili per poi metterli a reddito, e quindi giustamente poi un proprietario non sa più quale sia la sua convenienza o di chi sia più opportuno fidarsi, mentre una volta l'investimento sul mattone era una certezza. Oggi con le spese, con l'incertezza della anche lunghezza delle cause in tribunale, con la tassazione così elevata, non è più scontato dire che l'investimento sul mattone sia vantaggioso a 360 gradi, e quindi effettivamente il problema della tassazione lo sentiamo molto anche noi nelle nostre quotidiane consulenze che diamo agli associati. È una pressione che il piccolo proprietario sente particolarmente. Ma non è anche, avvocato, che non si senta protetto e tutelato? Ecco, per mandar via un inquilino moroso diventa una tragedia, devi prenderti un avvocato, tirar fuori i soldi, è più tutelato quello che non paga che il proprietario. Anche qua ci vorrebbe più chiarezza, non è possibile che noi assistiamo a delle cose veramente assurde. Se uno non paga l'affitto non lo paga, appunto, ti faccio un richiamo 2, ma al terzo devi uscire, e invece si va avanti anni con cause che non terminano mai. Perciò c'è più protezione verso quello che non paga che col proprietario. Cosa dice, avvocato? Allora, la sensazione che i proprietari hanno è esattamente questa. Le lamentele che noi riceviamo quotidianamente riguardano proprio questa che viene vista come un po' una disparità, viene sempre tutelato l'inquilino come la parte debole del rapporto contrattuale, e quindi portatore magari di un interesse e di una tutela maggiore. In realtà la normativa c'è, lo sfratto per morosità è normato da sempre, le procedure ci sono, e
non sono lunghissime dal punto di vista giudiziario, quindi il tribunale, la procedura si esaurisce anche in poco tempo. Il problema è l'esecuzione, perché le famiglie che generalmente si trovano ad avere delle difficoltà e vengono magari sfrattate per morosità, poi non riescono a loro volta a trovare un'abitazione. I comuni non sono in grado di sostenere la richiesta che viene fatta da parte delle famiglie in difficoltà, e qui si crea un cortocircuito che porta ad allungare le procedure di rilascio, e questo naturalmente a scapito dei proprietari che attendono magari a volte anche 7, 8, 9 mesi la liberazione del proprio immobile, perché comunque ci sono appunto esigenze degli inquilini che a volte non si riesce a conciliare. E la sensazione naturalmente del piccolo proprietario è quello di non avere una tutela immediata, di non avere una risposta immediata anche dal giudiziario, e quindi di trovarsi sostanzialmente in difficoltà per questo motivo. Ricordiamo anche che molto spesso vengono dati in locazione immobili per far fronte anche alle esigenze dei locatori, che magari hanno da sostenere altre spese per assistenza degli anziani, per case di riposo, eccetera. Quindi si crea un cortocircuito dove anche il proprietario non è più la vera parte forte del rapporto, ma a volte si ritrova ad essere in vera difficoltà tanto quanto il conduttore. In tutto questo crea un equilibrio molto delicato, e effettivamente la percezione che poi i proprietari hanno è di non essere adeguatamente sostenuti e tutelati in questa questione. In realtà la tutela c'è, le norme ci sono, ma le problematiche sono altrettanto abbiamo grosse. anche le leggi, avvocato, però tra il dire e il fare poi c'è di mezzo il mare. C'è la legge, ma se non si applica è come non ci fosse la legge. Allora andiamo in chiesa, andiamo a farci benedire, poi non ci resta altro, andiamo a vedere questi matrimoni in chiesa in aumento. Andiamo a sentire, poi commentiamo con la nostra Chiara Fraccaro. Nel 2020, l'anno della pandemia, ci sono stati 500 matrimoni in diocesi di Treviso. Gli anni successivi c'è una ripresa di matrimoni, 900 nel 22, 800 abbondanti nel 2023. Pur non arrivando alle cifre pre-Covid di 5 anni fa, 946 le unioni religiose in provincia nel 2019, sono stati ben 825 i matrimoni religiosi celebrati in diocesi di Treviso l'anno scorso. L'unione religiosa, l'abito bianco, l'altare, ma soprattutto il percorso di fede vedono adesioni in ripresa. È il centro della famiglia di Treviso a fornire il dato, spiegando che nel 2023 sono state 47 le coppie che hanno preso parte al percorso di formazione al matrimonio, in cui si raccontano anche timori e motivazioni. Paure immediate che esprimono sono rispetto alla situazione lavorativa, quindi la situazione economica, più di qualcuno che ha contratti precari. E altra paura è quella di sentirsi soli, quindi di non avere persone che li prendono sul serio. C'è chi non ha neppure raccontato agli amici il desiderio di sposarsi. Al di là delle difficoltà della vita pratica, il matrimonio, visto sul lungo periodo, risulta per molti fuori moda. Eppure sono tanti i giovani che vi si accostano, tanto che di questa volontà di impegno Don Pesce ammette talvolta di stupirsi. 12 le coppie che dal 2 febbraio avvieranno il nuovo ciclo di incontri. Molte delle coppie che partecipano al cosiddetto corso fidanzati, la formazione al matrimonio come la chiamiamo noi, vengono senza la decisione di sposarsi e quindi senza nemmeno una data del matrimonio. Vengono soprattutto per fare un lavoro sulla loro coppia. Evidentemente è l'unica possibilità che hanno questa di essere accompagnati in un progetto formativo in questo contesto che sappiamo è sempre più delicato a livello relazionale. Allora, sentiamo come commenta Chiara Fraccaro questo servizio che di matrimoni se ne intende, dei numeri veramente bassissimi, sì. Matrimoni in chiesa. Prego Chiara. Sì, i numeri sono preoccupanti perché appunto i matrimoni purtroppo, come hai letto anche tu prima, sono sempre più in calo, e soprattutto quelli religiosi, perché sempre più le persone tendono a sposarsi civilmente, quindi appunto in comune o addirittura nella location dove poi faranno tutto il ricevimento, che è un po' la tendenza di questi
ultimi anni, perché spesso le location diventano case comunali e quindi hanno la possibilità di sposarsi in questi parchi meravigliosi e queste ville venete, quindi tutto diventa un po' più informale ma spettacolare. Mi collego solo al discorso che stavate facendo appunto prima tu e l'avvocato, per dire che in moltissimi paesi europei sia il matrimonio che le case per i giovani vengono incentivati dallo Stato e soprattutto hanno la possibilità di essere detratti dal dichiarazione dei redditi. Quindi se questo fosse possibile portarlo anche in Italia, secondo me potrebbe essere già una grande svolta e soprattutto un punto di supporto e di aiuto a queste coppie, anche perché l'età media si sta sempre più alzando proprio per i motivi che abbiamo detto prima, anche perché spesso adesso studiano fino a 25-26 anni. Quanti anni ci si sposa adesso? Mediamente adesso dai 33 ai 38 anni. Siamo alti, Sì. Già da quando ho iniziato io abbiamo slittato di circa 10 anni dall'età di matrimonio, però adesso è rarissimo trovare ragazzi di 25-26 anni che si sposano, perché sì, tutto sta andando appunto in un'altra direzione. Quindi questo. Per quanto riguarda appunto i matrimoni, in chiesa sono spettacolari, perché anche spesso le spose si sognano proprio l'entrata con il papà in questi grandi duomi, in questa meraviglia. Questi vestiti meravigliosi. Sì, poi noi siamo molto fortunati perché accompagniamo passo passo appunto i nostri clienti in ogni scelta, quindi dalla scelta dell'abito della sposa, dello sposo, alla scelta anche della location, dei catering, quindi è proprio un percorso meraviglioso e ricco di emozioni. Poi è altrettanto, diciamo, difficile perché io dico sempre, noi abbiamo una responsabilità enorme, perché se sbagliamo qualcosa viene rovinato il giorno più bello, poi le aspettative sono altissime, quindi vedi proprio la passione e l'amore che ogni singolo fornitore, ogni singolo servizio mette nel realizzare appunto questo grande giorno. Senti Chiara, siamo curiosi noi, cos'è la moda, com'è la moda oggi di un matrimonio? Cioè cosa si usa? Vestito lungo, vestito corto, vestito largo, vestito stretto, colori, tavole, cosa si usa? Allora, la moda nell'ambito dei matrimoni appunto e degli eventi cambia velocissimamente, nel senso che quello che va quest'anno già il prossimo anno potrebbe subire delle variazioni. Per ora l'abito resta sempre lungo, elegante, pulito, anche se con qualche sfaccettatura di brillanti e diamanti, perché le spose vogliono luccicare. Questa è un po' la parola d'ordine sia per quest'anno che per il prossimo, che abbiamo visto anche a Barcellona e a Milano le tendenze degli abiti. Per quanto riguarda invece il mood, diciamo, cioè quindi un po' l'ambientazione, le tematiche eccetera, gli sposi sono sempre più sensibili alle tematiche ambientali, quindi non vogliono sprecare, vogliono materiali anche ecosostenibili. Avete capito i giovani? E una cosa bellissima e sempre molto apprezzata è anche il riciclo e riutilizzo dei fiori, ovvero una volta venivano buttati via a fine cerimonia, a fine evento, perché non si faceva nulla. Adesso invece con appunto vari fioristi eccetera abbiamo introdotto un riutilizzo e quindi un flower bar, se così si può definire, un corner floreale, dove i fioristi recuperano tutti i fiori del ricevimento della chiesa eccetera e vanno a dare dei mazzetti ad ogni invitato, quindi le persone sono felicissime e c'è questo riutilizzo, che quindi hanno almeno altri 10-15 giorni di vita i fiori e non vengono buttati. Che bella questa cosa, vedete? Sì. Era semplice, però qualcuno ha dovuto pensarci, perché prima invece si buttava. Senti Chiara, è questa moda che una volta c'era deriso, adesso ci sono i palloncini, però io mi ricordo Leone, il nostro Leone da Trebaseri, che è contrario alla plastica, dice cosa serve i palloncini, ecco, che inquinano, perché non trovare qualche altro sistema? Infatti, ecco, cosa si usa adesso? Petali freschi di fiori, che così non hanno problemi anche poi fuori dalle chiese, appunto sulle location, e sempre più spesso ci chiedono fiori secchi oppure foglie tipo di ulivo e altre cose, quindi anche su questo l'ecosostenibilità è importante. Chi proprio vuole spargere, non so, dei coriandoli, rigorosamente di carta, niente plastica, anche perché poi restano lì veramente tantissimo tempo e magari gli uccellini e altri
altri animali li ingeriscono e diventa un problema. Quindi c'è questa attenzione, diciamo, all'ecosostenibilità, che è molto cibo non si importante. spreca, E la solidarietà, Chiara, queste coppie che si sposano molte volte sento che fanno anche solidarietà, devolvono questi soldi che prendono, oppure anche le bomboniere fatte dalle fragilità. Prego. Sì. Infatti i ragazzi appunto di oggi che si sposano sono molto contrari ai soprammobili, che una volta si utilizzava tantissimo, anche perché sono consapevoli che ognuno ha una casa diversa. Io ho un barco solidale, non vi dico i soprammobili che arrivano, non vi dico i soprammobili che arrivano, prego, è vero. Le persone stanno sempre più svuotando e tenendo molto pulito questo aspetto, e quindi le bomboniere stanno diventando sempre più solidali, quindi si va a scegliere delle associazioni, si va a individuare magari chi può fare... È caduto il microfono, Chiara, vai. Aspetta, scusa. Tranquilla. Così. Sì. Giusto? Sì. Ok, perfetto. Si vanno ad individuare delle associazioni, soprattutto del territorio, dove appunto si acquista magari un oggetto simbolico, che può essere un vasetto di marmellata anziché di sottaceti o altre cose, e viene devoluto appunto l'intero importo a loro. In altri casi spesso le coppie ci chiedono appunto di fare delle pergamene dove si va a descrivere questo atto, appunto questo gesto che hanno voluto fare e il perché hanno scelto quell'associazione anziché un'altra. Per esempio abbiamo dai disabili a associazioni sempre salvambiente, quindi tu ad ogni persona regali un albero, però questo è molto molto apprezzato sia per gli ospiti, perché ormai insomma tutti abbiamo tutto, e sia per gli sposi, anche l'adottare qualcuno a distanza, che poi diventa un po' la mascotte del gruppo e della famiglia. Ci sono delle iniziative molto molto belle, che infatti potremmo fare anche due parole per capire come possiamo inserire con i veneti schiacciati dalla crisi, dato che insomma il Barco Solidale. Grazie veramente a Chiara Fraccaro, che noi siamo sempre con l'acqua alla gola e questi aiuti sono molto importanti. Allora andiamo a vedere invece emergenza abitazioni proprio a Treviso, poi lo commentiamo. Parlare di emergenza oramai per quanto riguarda il comparto casa è, dal punto di vista proprio dell'ettimo della parola, non corretto. Purtroppo la situazione è diventata esplosiva, non più emergenziale. Una bomba sociale, l'emergenza abitativa, che con la pandemia prima e la crisi ora rischia di esplodere in tutta la sua gravità. In Italia, ma anche nel ricco nord-est, dove 2 persone su 3 hanno l'immobile di proprietà, la casa appunto è ormai un bisogno cronicamente non tutelato. Aumento delle spese, rincari delle materie prime, caro bollette, elementi di una tempesta perfetta che rischia di travolgere quelle famiglie in condizioni precarie, ma che finora erano riuscite a far fronte alle normali spese come affitti o mutui. Queste famiglie si trovano ora a dover scegliere tra pagare la bolletta, pagare l'affitto o il mutuo, o ad esempio poter andare a lavorare e fare il pieno della macchina, o dare da mangiare ai figli. In provincia di Treviso sono 4.800 gli alloggi popolari, di questi circa un 10% è al momento sfitto. Una volta riconsegnati agli enti gestori, questi immobili hanno bisogno di interventi di manutenzione, spesso anche onerosi, spiega Gava. Purtroppo la risposta negli ultimi tempi, negli ultimi anni dagli enti è: non abbiamo denaro, e quindi la carenza di abitazione nel territorio trevigiano è cronica, è una necessità che sta diventando veramente principale e che va naturalmente ad interessare sempre di più le classi, le situazioni di famiglie che sono meno agiate. Da tempo sostengo, aggiunge Alessandra Gava, che i proprietari diventano protagonisti del welfare. Per questo una politica abitativa deve dare risposte alle famiglie che necessitano di un immobile, ma anche a chi ne possiede uno. Dal momento che si accollano mesi, se non anni, di mancati pagamento di affitto e di spese di condominio, ed arrivano a dare lo sfratto ai propri inquilini soltanto quando effettivamente appunto le tasse da pagare e le spese anche per loro diventano insostenibili.
Ecco, questa era un rappresentante del Sunnia. Allora, avvocato, come commenta, avvocato Suine, queste parole, quello che ha detto, sono parole importanti, prego. Sono parole importanti che anche noi con i rappresentanti del Sunnia abbiamo più volte condiviso. Treviso ha una realtà di associazioni a tutela dei proprietari e degli inquilini che ha una storia di una stretta collaborazione proprio nell'ottica di cercare di dare soluzione al problema della casa. Come abbiamo detto anche in apertura di questo nostro collegamento, Treviso risente e sta risentendo sempre di più della mancanza di alloggi da adibire alla locazione abitativa, sia dal punto di vista pubblico, come diceva Alessandra Gava del Sunnia, che da sempre si batte per questo, ma anche dal punto di vista privato. Tantissimi proprietari stanno riutilizzando e utilizzando i propri immobili adibendoli alla locazione turistica. Treviso sta diventando sempre più lo vediamo ed è molto bello. Il centro di Treviso vede turisti un po' in tutte le stagioni. Stiamo però diventando un pochino una sorta di piccolo dormitorio per chi poi di giorno si sposta verso Venezia, e quindi diciamo non è un turismo che apporta a Treviso il vantaggio che invece si potrebbe trarre proprio dal turismo stesso. Questo però comporta il venir meno di alloggi adibiti all'abitazione, e quindi la fatica, come dicevamo, per le giovani coppie in primis, ma anche per le famiglie in difficoltà di trovare abitazioni a canoni per loro sostenibili. Senta, avvocato, ma non è che stiamo diventando una piccola Monte Carlo, perché noi vediamo ristrutturazioni di palazzi interi, ecco, che sono poi per questi proprietari delle terze e quarte case che si arrivano una volta, due all'anno è già tanto, però mi sembra che veramente si punti molto sul lusso, questi appartamenti con piscina panoramica, piscina che sono le vasche da bagno, sono piscine, poi diciamo all'anziana che non deve dare da bere i fiori perché consuma l'acqua, capisce che c'è qualcosa che non torna. Ecco, durerà molto questo, oppure ci si accorgerà che forse bisognerà vedere da un'altra angolazione anche queste ristrutturazioni, ecco, queste costruzioni, perché dovranno fare pur delle costruzioni, ecco, per queste coppie, per queste famiglie che veramente non trovano più spazi se non con degli affitti eccessivi. Prego. Sì, abbiamo visto che si sta creando una netta divisione in due di quello che è il mercato, quindi abitazioni e immobili di pregio e di valore e possono avere delle ristrutturazioni altrettanto di valore, e invece immobili che sono ormai in condizioni quasi da non poter essere più utilizzate, e quindi una netta distinzione tra abitazioni di livello A e abitazioni invece di livello molto al di sotto del B, e quindi di difficile riutilizzo. Le prescrizioni che ci arrivano dall'Europa, come abbiamo visto prima, non aiuteranno se non ci saranno adeguati strumenti a tutela dei proprietari, perché solo chi potrà permettersi l'adeguamento e il far diventare la propria casa una casa green lo potrà fare. Chi non lo potrà fare purtroppo rimarrà con abitazioni di poca utilizzabilità, e questo sicuramente è un tema da tenere in considerazione per evitare che le nostre inutilizzati e che perdono la loro utilità. Condivido quello che Alessandra Gava diceva sul onere che viene oggi dato ai proprietari di fare anche welfare, perché dove non c'è un intervento da parte della pubblica amministrazione, da parte degli enti, per andare incontro alle esigenze delle famiglie che magari si trovano in momentanea difficoltà, purtroppo si richiede ai proprietari di farci fronte, concedendo per tempi lunghi una permanenza in un alloggio pur in assenza di un pagamento del canone, e consentendo insomma di evitare che questa bomba
di problema e di emergenza scoppi veramente. Sì, perché è una bomba a orologeria. Grazie all'avvocato Federica Suine, ecco, per dare queste spiegazioni molto importanti. Adesso passerei a Chiara Fraccaro, perché abbiamo parlato di vestiti, di chiese, di ville venete, però una cosa che non tramonta mai è il confetto. Guardate cosa ha portato Chiara, guardate, ecco, i confetti che non tramontano mai. Con 20 gusti di confetti, che è il simbolo un po' appunto del matrimonio, di tutti gli eventi, e nasce addirittura dai greci, quindi è una cosa antichissima ed è un simbolo di buon auspicio. I greci, non a caso, Sì, è un simbolo di buon auspicio e che porta tanta fortuna, e quindi ti do questo Chiara, pensiero, oggi li porterò al Mirella. banco, domani li distribuiremo. Grazie un po' di tantissimo, dolcezza veramente in questo Chiara. momento. Come mai il confetto non tramonta mai? Abbiamo visto i dolci, mentre che ce ne sono tantissimi, però in un matrimonio guai se manca il confetto. È vero. Allora, anche il confetto, come tutte le altre cose del matrimonio, è cambiato tantissimo, perché una volta esistevano solo bianchi alla mandorla e appunto i classici. Adesso invece, per fortuna, dico io, esistono centinaia e centinaia di tipi. Qual è il confetto più gettonato? Pistacchio, rum, questi sono quelli che vanno sempre, chiunque passi davanti l'angolo confettata ne prende alcuni, quindi... E le bomboniere cos'è di moda adesso? Che bomboniera si usa? Allora, bomboniere, appunto, come dicevo prima, o la parte di ecosostenibile, quindi appunto non sicuramente oggetti soprammobili eccetera, e sta andando tantissimo come appunto tendenza, o piante, quindi l'olivo, quindi le piante di limoni, quindi piante un po' attinenti al matrimonio, oppure la parte alimentare, un evergreen che continua ad esserci, quindi spaziamo dai liquori, dal vino a proprio vasetti di marmellate e altre cose, quindi non è più come una volta il dover tenere la bomboniera per tutta la vita, ma è una cosa molto più veloce che passa via, però più apprezzata. Senti Chiara, e i matrimoni di una certa età ce ne sono? Sì, ce ne sono, ecco. Sono bellissimi dal mio punto di vista. Diversamente giovani che si risposano, sì, magari. O che si risposano, o cosa assurda, stanno assieme ai 20 anni e poi decidono di sposarsi, anche magari perché hanno genitori anziani che spingono sempre a quando ti sposi e loro coronano questo sogno anche... Nozze d'oro, nozze d'argento, anche là è un investimento, perché i parenti, gli amici, com'è? Sì, anche ci lì tengono molto? Ci tengono. Ogni occasione, diciamo, è un ottimo momento per festeggiare assieme a famiglie e amici, quindi anche dai battesimi agli anniversari di matrimonio, con magari delle sorprese che il marito fa alla moglie e viceversa, e quindi si organizzano queste cose tutte di nascosto, creiamo veramente cose meravigliose, e poi vediamo sempre più che con tutte le cose brutte che può succedere ad una persona, una famiglia, la voglia di festeggiare è tanta, e quindi ne approfittano di queste occasioni, ecco. Allora io ringrazio tantissimo l'avvocato Federica Suine, consigliere UPI Treviso, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari Treviso, che ci ha veramente aperto delle finestre che non conoscevamo, perciò bisogna che qualcuno veramente riesca a capire di investire anche sulle coppie, sulle famiglie e sui giovani specialmente. Saluto anche Chiara Fraccaro, che abbiamo parlato di matrimoni, ecco, questi matrimoni bellissimi che ancora ci sono, forse se avessero più soldi in tasca magari qualcosa in più ci sarebbe. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Baccalà con le olive alla siciliana. Per i vichinghi pescare il baccalà era rifornirsi di un alimento perfetto per le loro esigenze. Nutriente, leggero, disidratato, veniva conservato a lungo. Ingredienti per 4 persone: 800 grammi di filetti di baccalà ammollato, cioè bagnato, 300 grammi di patate, una cipolla, 150 grammi di pomodori pelati, 100 grammi di olive nere, un ciuffo di prezzemolo tritato, 3 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, sale, pepe. Private il baccalà della pelle e di eventuali spine. Tagliatelo a pezzi. Affettate la cipolla e fatela appassire in una padella con l'olio.
Mettete le patate pelate e tagliate a dadi, i pomodori sminuzzati, le olive, una presa di sale, una spolverata di pepe. Lasciate cuocere per una decina di minuti. Coprite a filo con acqua calda e proseguite la cottura per 15 minuti. Poi immergete il baccalà. Cospargete di prezzemolo tritato e cuocete ancora per una ventina di minuti. Servite e buon appetito!